Buongiorno a tutte e a tutti, un applauso per iniziare a voi. Allora, cercheremo di recuperare, quindi siamo qui, Job Day, Cagliari, sesta edizione, che cosa dobbiamo fare? Vi do questa informazione. Nel 2023 circa 1.800.000 persone in Italia erano disoccupate e quindi diciamo, vabbè, non c'è lavoro. Dall'altra parte, le aziende cercavano 5,5 milioni di competenze e per trovarne il 50% di queste hanno investito circa 4 mesi. Cioè, per capirci, chi ha competenze lavora, in qualsiasi ambito. Lo vedremo anche dopo. Un piastrellista domani mattina sta lavorando. Qua fuori ci sono i CPI che stanno facendo le call per assumere delle persone. Ho una laurea in qualcosa, ma non ho nessuna competenza, avrò difficoltà più o meno a lavorare. Parlo l'inglese, avrò più facilità nel lavorare. Ecco, se io ho le competenze, sto dentro questi 5,5 milioni. Ciò vuol dire che se ho competenze, io sono un pesce che qualcuno mi vorrebbe prendere. Cioè, io nel mercato del lavoro valgo. Se invece non ho competenze, ma banalmente ho solo titoli, probabilmente rischio di far parte del numero che c'era su, di persone che non trovavano lavoro. Quindi la mia responsabilità, e vi ringrazio per questo silenzio, in questi 40 minuti sarà quella di provare a orientarvi e anche di orientarvi al cambiamento, perché, come potete vedere, avete risposto questi dati sono aggiornati a circa 1.600 studenti, quindi circa 1.600 di voi hanno risposto. Siamo arrivati a 3.000 in realtà, però non li abbiamo aggiornati in tempo reale adesso. Come potete notare, circa il 50% di voi si vorrà iscrivere all'università. Ed ecco che andiamo subito a chiacchierare con gli studenti. Abbiamo con noi Alberto De Plano, al quale facciamo un applauso perché è timido, ma vi assicuro che tutti sarebbero timidi. Alberto, mettiamoci nei loro panni. Abbiamo 18 anni, è marzo, l'esame e poi molti di loro, come abbiamo visto da quei dati, entreranno a far parte del mondo universitario. Che cosa è stato per te? Qual è stato per te il primo passaggio da studente alle scuole superiori a diventare uno studente delle scuole all'università, scusa? È attivo il microfono, volume? Vai, prova. Vai. Vai. Alza la voce. Allora, sicuramente Proviamo questo. Vai. Allora, sicuramente uno dei primi ostacoli è stato quello di riuscire a organizzarsi, perché comunque non mi trovo più con un professore che mi indirizzava a dirmi studia, il giorno dopo troverai questa interrogazione. Era più riuscire a organizzare il tuo percorso, vedere un pochettino più a lungo termine e riuscire a organizzare anche il tuo studio, come la tua settimana. Quindi, prima difficoltà. Voi domani mattina avete le prof, come le avete chiamate prima, no? Interrogazioni latino, e sapete che c'è quell'interrogazione dovete studiare. Ci iscriviamo all'università, gli esami sono i primi appelli a gennaio magari, ed è settembre. Ora, io posso iscrivermi all'università, andare alla casa del studente, divertirmi e non studiare, e poi arriva la sessione di gennaio e difficilmente potrà andare bene, oppure essere consapevoli che a gennaio c'è una scadenza e devo iniziare ad organizzare il mio tempo. Per te è stato facile o difficile? Dici la verità. Inizialmente è stato abbastanza difficile. Cioè, la prima sessione com'è andata? Bene o male? No, in realtà è andata anche abbastanza bene, diciamo, però diciamo che la mia programmazione era iniziata da prima, avevo un buon metodo di studio e questo sicuramente mi ha aiutato molto. E poi comunque all'università ti trovi con un gruppo di amici, di colleghi che comunque ti aiutano, si trovano anche loro all'inizio e quindi avete comunque qualcosa in comune e facendo gruppo riuscite. Ecco, questa è l'altra cosa importante che è emersa in tutti i job day. Vi iscrivete all'università, non state da soli.
fate gruppo, andate a studiare insieme a qualcuno in modo tale da condividere insieme quelle difficoltà, altrimenti lo studiare da solo rischia magari di mettermi in una condizione dove mi trovo da solo e magari ho anche un po' di vergogna a dire che quell'esame non riesco a studiarlo, non riesco a passarlo. Ecco, l'università è bella anche per questo. Io direi, siccome siamo un po' in ritardo, corriamo. Grazie mille Alberto, un applauso a te e proseguiamo. Davide Micheletto, ce l'abbiamo? Davide, allora, il tuo punto di vista sempre su questa domanda. Hai iniziato l'università, com'è stato per te l'approccio da studente universitario? Sì, condivido anch'io il suo pensiero. All'inizio è stato molto difficile organizzare lo studio. Io, al contrario suo, la prima sessione non l'ho fatta tanto bene, sinceramente. Ho avuto un po' di difficoltà. E questo è importante. Ai nostri speaker ho detto, dobbiamo dire la verità, non ci dobbiamo inventare niente, quindi è giusto anche tirar fuori quello che ci è successo veramente. Non è stata la fine del mondo, nel senso che poi col tempo ho imparato il metodo giusto per studiare all'università. E qual è? Qual è il metodo giusto? Per me, Io non l'ho ancora personalmente, capito. per me, programmare il tempo ogni giorno, pensare a pacchetti giornalieri per lo studio, piuttosto che pensare all'obiettivo a 3 mesi. Quindi dedicare un certo numero di ore di studio metodico giornaliero. Questo per me ha cambiato il modo in cui ho affrontato gli esami e ho studiato. E ora che cosa... Tu sei già laureato? Io sono già laureato, adesso sto facendo il dottorato. In? Ingegneria meccanica. Ok, in bocca al lupo. Grazie, Grazie, mille. Peppi. Grazie Davide. Andiamo avanti. Cerchiamo di essere anche snelli e veloci. Allora, molti di voi, circa 73 su 1600, hanno deciso il percorso nelle armi. Ne parliamo con Ivan Incani, tenente colonnello comando militare esercito della Sardegna. Un applauso anche per lui, perché... Buongiorno a tutti. Perché in realtà c'è un'opportunità, io non la conoscevo, anche se poi chiacchieravamo stamattina ho detto magari presenterò il mio curriculum, però per coloro i quali fanno una certa esperienza, la vogliamo chiamare tirocinio? No, chiamiamolo arruolamento. Ok. Un piccolo arruolamento che può essere da 3 anni, ma anche a 30 mesi, perché i laureati che possono arruolarsi già con la laurea per 30 mesi e fare un periodo da noi con delle esperienze importanti. Però possono anche decidere poi di non proseguire la carriera. Ok. Quindi è un contratto a tempo determinato e dopodiché subentriamo noi. Ok, per chi di loro volesse intraprendere questo percorso, abbiamo parlato nelle scorse tappe del famoso tirocinio, cioè c'è un'opportunità per coloro i quali fanno un tirocinio per poi avere, diciamo, una fascia loro dedicata in tutta la pubblica amministrazione? Esatto, loro hanno dei posti riservati in tutta la pubblica amministrazione, cioè tutti i concorsi della pubblica amministrazione riservano dal 20 al 30% di posti a chi ha fatto un periodo da noi e si è congedato senza demerito, quindi deve essere una persona che ha fatto il suo percorso in maniera, diciamo, eccellente. Ok, perfetto, quindi trovate tutte le informazioni sul sito, il progetto si chiama Progetto Sbocchi Occupazionali, un applauso a Ivan Incani e grazie a voi. Grazie a te. Ivan. Proseguiamo, inserirmi nel mondo del lavoro, quindi circa 200 su 1600 dopo il diploma vorranno entrare nel mondo del lavoro. Ne parliamo con Alessia Pinna, che in realtà, un applauso Alessia, grazie Alessia. Tu lavoravi già alla loro età? Sì, io ho iniziato a lavorare ai 16 anni, quindi ho fatto qualche lavoretto mentre già studiavo alle superiori al liceo scientifico. Ho iniziato come cameriera, a 17 anni uscivo da scuola all'1:30 e correvo a casa, pranzavo e lavoravo in una casa di riposo. Da lì poi ho proseguito anche all'università, quindi studiavo e lavoravo insieme. Cosa hai studiato? Economia. Ok, quindi Economia, Alessia ha sì. studiato economia, ma per me c'è un pezzo molto importante della sua storia. Lei si è diplomata, si è laureata, ha fatto delle esperienze, però poi a un certo punto, a 26 anni, si è ritrovata, non voglio esagerare, però un po' persa e si è rivolta ad un ufficio orientamento, ne parleremo dopo in particolare dell'Università di Cagliari, dove in sostanza, cioè, sei andata in quell'ufficio e che cosa gli hai detto? Sì, allora il mio disorientamento inizia in realtà anche un po' prima, nel senso io ero una delle poche nella mia classe che andava bene, però io vedevo i miei compagni decisi a fare il giornalista, il medico, io ero lì,
Ma mi sa che mi iscrivo in archeologia, forse in architettura, forse in economia, ok? Quindi in realtà ho sempre avuto molte passioni. Poi ho deciso la mia strada, economia, super felice, però poi mi sono ritrovata di nuovo dopo 4 anni di lavoro a tempo indeterminato in una startup innovativa, per tutti era il sogno, insomma. E io non mi trovavo più bene, insomma, non mi sentivo soddisfatta, volevo di più. Mi hanno parlato di questo servizio, orientamento, e ho detto perché no, proviamo. Grazie anche ad Anna che mi ha aiutato davvero parecchio. È riuscita lei in realtà a indirizzarmi, a farmi le domande giuste per capire, scavare un po' nei miei veri interessi e per riuscire a far uscire fuori le mie passioni e anche le skills e soft skills, oltre Ok. che hard skills necessarie. Grazie Alessia. Quindi, una cosa secondo me io mi porto a casa, cioè non è che tutti sappiamo sempre quello che dobbiamo fare. Cioè se vi sentite nella vostra vita in alcuni momenti dove non sapete esattamente che cosa fare, sapete che è normale. E non solo, non vi può succedere solo a 18 anni, vi può succedere anche a 50 o a 60. In questo caso sappiate una cosa, che ci sono degli uffici, poi lo vedremo anche con i CP, che comunque vi aiutano a fare un profilo delle vostre competenze. Che cosa vi voglio dire? Rispetto a quello che a voi piace fare nella vita, in generale, è possibile disegnare un profilo per provare a suggerirvi che cosa fare da grandi. Ma la cosa importante che mi voglio portare a casa in questi 40 minuti è anche la parola cambiamento. Cioè, perché non è che io intraprendo un percorso e quello deve essere il mio percorso per tutta la vita. Io posso decidere di studiare economia e domani fare una cosa completamente diversa, dedicarmi all'agricoltura perché è la mia passione. E quindi il suggerimento che vi do come prima cosa quando decidete cosa fare da grandi o domani mattina è seguite le vostre passioni. Andiamo avanti. Intraprendere un percorso di creazione di impresa. Cristian Benuzzi, fondatore di Fiporte. Un applauso. Grazie, buongiorno. Allora, perché c'è Christian? Perché per me Christian è una storia molto interessante, è un imprenditore. Oggi come oggi questa parola imprenditore viene un po', non voglio dire stigmatizzata, ma viene percepita in modo un po' strano. Cioè, molti giovani da alcune ricerche che ho visto, voglio fare imprenditore perché voglio diventare ricco. Io vi riporto sempre alla prima slide di prima, le competenze. Qualsiasi cosa io voglia fare nella mia vita devo avere delle competenze. E la storia di Christian secondo me è molto interessante e ti chiedo di raccontarla prima di fare l'imprenditore, cioè che cosa facevi? Allora, io vengo da una famiglia di liberi professionisti, quindi la mia, diciamo così, il mio inizio, il mio presupposto iniziale era quello comunque di fare non il dipendente ma il libero professionista, ovvero di procacciarmi il lavoro tutti i giorni e di proporzionare i miei guadagni alla mia, diciamo, alle mie capacità. E quindi ho iniziato facendo il rappresentante. Ok, quindi inizio, faccio il rappresentante. Che cosa vuol dire fare il rappresentante? Vuol dire metterti in macchina e tutti i giorni girare la Sardegna perché Christian faceva il rappresentante di finestre. Giusto. Quindi tutti i giorni, sacrificio. Proprio sei arrivato a un certo punto della tua vita che hai detto, ne parlavamo ieri in una bellissima chiacchierata a pranzo, non ti accontentavi. No, diciamo che andando avanti ho approfondito bene le tematiche della vendita, quindi comunque diciamo che sotto quel punto di vista mi sentivo preparato. Ho pensato di avere delle capacità, delle competenze tali da potermi mettere in gioco in un range più ampio, quindi di fondare fondamentalmente un'impresa. E lì all'età di 26 anni ho deciso di creare un marchio e mettermi a produrre porte interne in modo un po' incosciente, ma Questo è importante, Christian, no? Cioè, ero un rappresentante, quindi conoscevo che cosa vogliono i clienti e che cosa vogliono i miei fornitori, sostanzialmente. Esatto, un po', no? corretto, Quindi sì. cioè, conosco il mercato, però non mi accontento. Fare l'imprenditore vuol dire che dal giorno dopo sei diventato ricco o vuol dire che dal giorno dopo hai intrapreso un percorso invece anche magari anche un po' più difficile, che però poi ti porta magari a gestire il tuo tempo come lo vuoi tu? Assolutamente sì, è una tematica. A me affascinava l'idea anche di conoscere tutta una serie di aspetti legati all'impresa che comunque da venditore non potevo conoscere. Quindi comunque studiare dei nuovi prodotti,
assumere delle persone, capire che tipo di necessità avevo come imprenditore, capire quali potevano essere i giusti prodotti. Lì siamo partiti con un prodotto base, perché era la cosa, diciamo così, più semplice, e dopo poco ci siamo resi conto che il mercato, diciamo così, del prezzo, probabilmente tra le 3 possibilità era in assoluto la più complicata, la più difficile. Quindi diciamo che possiamo dire che la prima idea non era quella giusta. Quindi voglio fare l'imprenditore, ma il più delle volte, le prime volte inciampo e cado. Cioè, fare l'imprenditore non vuol dire che divento ricco, vuol dire che hai comunque presumibilmente dentro di te una propensione al rischio, viene chiamata. Cioè io ad esempio non sono mai stato assunto nella mia vita, ho anche 2 bambine, però non voglio il posto fisso, proprio non lo voglio perché non fa parte del mio essere, ma non ho niente in contrario con chi invece ha un profilo completamente diverso dal mio e vuole fare una roba molto più statica. Ecco, io ad esempio non riesco a star fermo, mi invento sempre delle cose e la mia propensione a rischio è sicuramente più alta di una persona magari che fa un altro tipologia di lavoro. Ecco, Christian, se io ora lo volessi analizzare, ha una propensione a rischio diversa da un classico venditore. Ha fatto l'imprenditore, ma ha intrapreso un percorso che è più difficile. Cioè è più difficile fare l'imprenditore. Assolutamente sì, richiede molti sacrifici, bisogna essere molto focalizzati. È veramente un impegno quotidiano, è una scala dove ogni giorno fai uno scalino, ogni giorno impari cose nuove e se sbagli ti devi veramente assumere la responsabilità. Però la cosa bella è che tutto quello che impari intraprendendo il percorso di impresa, di imprenditore, ti arricchisce come persona e ti arricchisce anche nella vita personale e nelle relazioni, quindi diciamo è molto performante, molto bello. E la cosa bella di Christian secondo me è che è una bella storia vera, faccio rappresentante, imparo, quindi quelle competenze me le porto a casa di cui parlavamo nella prima slide, inizio a fare l'imprenditore, inciampo, cado, oggi non diciamo chi, però diciamo rifornite le principali aziende del settore che in questo momento su questo territorio stanno facendo dei lavori molto importanti, quindi complimenti a voi. Grazie. Complimenti alla tua azienda, un applauso a Christian. Grazie a te. Andiamo avanti, Gonare Marongiu. Gonare invece è una di quelle storie che mi ha affascinato, devo dire la verità, siamo conosciuti in un percorso di creazione di impresa dove io ero il prof e lui era lo studente, lo diciamo così poi sulla rete non ci dicono qualcosa. E io mi ricordo questa cosa, siamo conosciuti qualche anno fa e lui mi disse: mio padre quando ero piccolo mi portava tutti i giorni in campagna e piantava alberi. Quindi loro mi presentano la loro idea di impresa e che cos'era la loro idea di impresa? Piantare alberi. Io da prof gli dissi, ma in realtà questa è anche la mia idea di imprenditoriale, ti ricordi? Gonare, quindi facevi tutt'altro, ti sei laureato in chimica o sbaglio? Ingegneria ambientale. Ingegneria ambientale, fondatore di Alberea, che cos'è oggi Alberea? Allora, Alberea nata 2 anni e mezzo fa, forse 3 anni lo facciamo adesso, è un'impresa che è sul territorio, sta piantando alberi con un ritmo di crescita che sta diventando esponenziale, quindi l'anno scorso abbiamo piantato, grazie a delle imprese che hanno contribuito alla messa a dimora delle piante, quasi 1000 alberi, quest'anno ne abbiamo messo quasi 2200, speriamo l'anno prossimo di metterne più di 4.500 e cerchiamo di lavorare sia per piantare alberi che per aumentare quello che è la sostenibilità delle aziende che stanno crescendo o stanno lavorando comunque sul territorio sardo e che hanno già un certo tipo di sensibilità. E poi stiamo cercando di lavorare per aumentare la sensibilità sia dell'utente finale, passatemi il termine, sia di chi invece le aziende dall'alto riesce a indirizzarle. Ed è stato molto bello perché qualche giorno fa un mio amico mi manda un messaggio e mi dice: Stefano, devo comprare degli alberi per la mia campagna, ma mi posso fidare di Alberea? E gli ho detto: ti puoi fidare, tranquillo. Ma la cosa bella di Gonare, di tutto il suo staff, di tutto il suo team, qual è? Lui aveva una passione che gli è stata tramandata dal padre. Questa passione di piantare alberi tu la puoi fare in un terreno da solo nel tuo post lavoro, oppure può diventare il tuo lavoro.
E farlo diventare il tuo lavoro si chiamano modelli di business, cioè vuol dire che tu devi pensare ad un modo affinché tu ti possa pagare lo stipendio, possa pagare lo stipendio dei tuoi collaboratori per una cosa, chiamiamola economia sostenibile, chiamiamoli green jobs. Se mi rifaccio a quei 5,5 milioni di persone, in questo momento le aziende faticano a trovare persone che hanno competenza soprattutto nell'ambito dei green jobs, cioè progetti o anche manager che supportano le aziende in termini di sostenibilità, perché a questo punto la tua azienda diventa molto appetibile per me utente, perché climate change, problemi di inquinamento, cioè voi in realtà il vostro lavoro diventa anche aiutare l'ambiente. Certo, noi cerchiamo di lavorare in sinergia con coloro che lavorano per l'ambiente in un altro ambito, cioè quelli che fanno ad esempio degli audit energetici, quindi fanno delle diagnosi per le aziende e cercano di fare in modo che consumino sempre meno e quindi inquinino sempre meno. Noi lavoriamo con loro per poi cercare di bilanciare quello che è ciò che rimane dell'impronta del lavoro sia del singolo che delle aziende, e quindi cerchiamo di migliorarci e cerchiamo di farci contagiare da quello che è l'efficientamento energetico, quello che sono dei sistemi virtuosi dell'utilizzo dell'energia o dei sistemi virtuosi proprio del lavoro di tutti i giorni, di quello che sono le aziende o delle grosse organizzazioni. Due cose, Gonare. La prima, che ieri sera ci siamo sentiti e stamattina stavi andando a fare dei piantumamenti, quindi questa è la vita vera. Secondo, qual è la cosa più difficile in questo momento per far sviluppare la tua impresa, la vostra impresa? Il marketing? I terreni? Qual è l'elemento che potenzialmente potrebbe agevolare la tua impresa nel crescere? Forse non è i terreni, perché adesso stanno iniziando a chiamarci per dirci: oh, guardate, abbiamo dei terreni disponibili, perché non facciamo un impianto? Non è tanto quello. Dall'inizio non era la cosa che più mi preoccupava, non so se ti ricordi che dicevo non credo che ci sia il problema. Credo che non ci sia niente che blocchi lo sviluppo dell'azienda in questo momento. E allora in bocca al lupo a Gonare, in bocca al lupo al Berea, grazie mille per il tuo tempo. Se volete comprare un albero andate nel sito, non devo fare pubblicità, ma nel caso vi serve anche una porta, Fipporte. Andiamo avanti. Non ho ancora deciso. Ecco, per me questo è bellissimo. È bellissimo perché molte volte, anche prima, quando chiedevo tu che cosa vuoi fare, e magari chi aveva già deciso rispondeva in tono no, più sicuro, io voglio fare questo, e magari chi non aveva deciso notavo che abbassava un po' la testa, no? Non dovete avere paura di chi non ha ancora deciso. Chi non ha ancora deciso può provare qualsiasi cosa. Può iscriversi in una facoltà e cambiare dopo 15 giorni. Io nella mia vita ho cambiato forse 30 lavori e sono sempre felice delle cose che faccio perché cambio. Cioè non mi metto in una condizione dove non sono felice di quello che faccio. Quindi agli indecisi, un applauso agli indecisi, io direi. Perché è un elemento fondamentale secondo me. Andiamo avanti. Molto particolare questo dato per me. Quindi nel prendere le decisioni che mi avete descritto prima, chi avete consultato? Praticamente più della metà la famiglia. E nel bene e nel male, io ho due bambine molto piccole, però questo dato mi dice alcune cose a me. A me dice ad esempio che presumibilmente le paure dei genitori e di chi oggi ha 50 anni vengono proiettate su un ragazzo o una ragazza di 18 anni, nel bene e nel male. Quindi io suggerirei a tutti in generale di provare a essere oggettivi. Cioè per me il dato di prima è oggettivo, 1.800.000 disoccupati ma 5,5 milioni di posti di lavoro vacanti. Questo vuol dire che oggi avete 18 anni, c'è un famoso libro, 10,000 Hours, cioè se voi dedicate un'ora al giorno da oggi a studiare inglese, fra 3 anni sarete bravissimi nel parlare inglese. Io oggi sto facendo una consulenza per un'azienda molto grossa, 5 giorni prima mi ha detto Stefano perdonami, siccome sono dei manager anche stranieri, mi serve il docente in inglese e sto pagando 100 euro a ora da Roma perché i miei 2 collaboratori più stretti non sono bravissimi sull'inglese. Ecco, sono quelle famose competenze di cui parla quel dato della prima slide, sono queste. Quante lingue parliamo? E se non ne parliamo, iniziamo da domani mattina. Non aspettiamo a fare l'esperienza post, dopo la laurea, facciamolo subito.
Altra cosa, come avete scelto, cioè sulla base di che cosa avete scelto, prospettive di carriera, uno stipendio sicuro. Secondo me questa cosa dello stipendio sicuro è un po' un trick point, no? Cioè, io sono molto più felice di essere felice mentre lavoro. E se sono felice, faccio la cosa che mi piace, la faccio bene e sicuramente il mio salario non sarà un problema. Come parlavamo prima con Gonare, no? Se io faccio quello che sto facendo, lo faccio al massimo e faccio quello che mi piace, difficilmente in un contesto come quello di oggi, io faccio consulenza a Beirut, vivevo a Città del Capo e lavoro su Londra, lo faccio tutto online. Lo faccio online perché ho delle competenze, perché parlo l'inglese. Ora lo faccio da Cagliari. Questo non è il mio lavoro, quello che sto facendo oggi, però mi presto a fare questa cosa perché mi chiamano e mi piace provare almeno ad inserire dei semi di cambiamento in qualcuno di voi. Mi diverte, ma non è in realtà il mio lavoro. Chiara Porru, ce l'abbiamo? Un applauso a Chiara? Il microfono chi me l'ha rubato? Ciao Chiara. Ciao. Allora, proseguiamo. Non siamo più studenti universitari, abbiamo finito l'università, eravamo indecisi su che cosa fare, facciamo un dottorato. Che cosa vuol dire fare un dottorato di ricerca? Fare un dottorato significa innanzitutto avere passione per quello che si fa, perché se non ti appassiona l'università che hai fatto, il dottorato non lo puoi fare, prima di tutto. Fare un dottorato vuol dire dare anche un'opportunità alla ricerca e anche a provare, insomma, cercare di migliorare il tuo ambito di studio, il tuo ambito, insomma, quello che tu hai studiato all'università. Chiara, parlavamo di cambiamento. Tu quando avevi la laureata che cosa volevi fare da grande? Tutto e niente. Ero assolutamente un'indecisa. Alla fine del liceo scientifico mi ero iscritta a 5 diversi test all'università, test di iscrizione. Alla fine mi ero iscritta in ingegneria ambientale, tempo 2 giorni, avevo capito che non era assolutamente la mia strada perché troppo teorica, poco pratica rispetto al mio carattere, quindi niente, mi ero ritirata, mi ero iscritta subito dopo, l'anno dopo mi ero iscritta in geologia, trovando quella che poi è stata la mia strada. Quindi Chiara, 18 anni, non so che cosa fare, oggi non diciamo la tua età, ne avrai 21 e mezzo. Che cosa fai e che esperienze all'estero hai fatto in questi ultimi mesi che mi hai raccontato l'altro giorno? Amsterdam? Sì, Poi? sono stata in Olanda qualche mese e grazie al dottorato ho avuto l'opportunità di collaborare con ricercatori in America, in Colorado, nel Minnesota e quindi ampliare la rete di conoscenze e di ricerche. Quindi, ovviamente... Quindi che cosa mi porto a casa? Ho 18 anni, non so che cosa fare, provo alcune porte, dopo qualche anno mi ritrovo a lavorare con persone che stanno negli Stati Uniti, ad Amsterdam, perché presumibilmente hai trovato la tua passione. Ah sì, assolutamente, questo Quindi sì. un applauso a Chiara, grazie Grazie. mille. Andrea, anche Andrea è un ricercatore. Che cosa ricerchi come prima cosa? Io sono un ricercatore in archivistica, quindi mi occupo di descrivere gli archivi. Gli archivi è una parola molto ampia, cioè tutti gli enti, i militari, ma non solo, anche il comune, producono documenti, ok? E il compito dell'archivista è quello appunto di studiare come questi documenti si formano e come si possono poi riordinare e riorganizzare ai fini della ricerca storica. Non è solo questo. Alla laureata ovviamente. che cosa volevi fare? Ne abbiamo parlato. Allora, la verità, io non sapevo esattamente cosa volessi fare. Mi ricordo che i miei insegnanti dicevano che ero, diciamo, molto bravo nelle materie umanistiche, però non ero molto convinto di questa cosa, avevo scelto di iscrivermi in scienze politiche, un po' affascinato dalla carriera del diplomatico, insomma, non so, avevo quest'idea. È stata una scelta sbagliata, ovviamente. Quindi hai fatto 18 anni, ti iscrivi in scienze politiche, dopo quanto hai capito che non era la tua? Allora, dopo un po', dopo 2 anni dove io ostinatamente cercavo di proseguire e davo solo gli esami di storia, quindi c'era un campanello, no? D'allarme, però un po' sono molto testardo, quindi ho continuato e devo dire che... Ecco, aspetta, questo è importante. Hai continuato perché là c'era un dato, la famiglia. Hai continuato perché eri tu che avevi scelto di continuare? Hai continuato perché il contesto sociale che avevi attorno ti portava no, un fallimento, sto cambiando. Cioè, questo è molto importante per me, perché voi siete padroni della vostra vita
E quando io cambio, sono io che decido di cambiare. Se io rimango a fare una roba che non mi piace fare, sono io. Cioè, devo partire dal presupposto che sono io che decido, non devo accontentare gli altri. Nel tuo caso mi incuriosisce questo. Allora, è la seconda che hai detto, cioè io mi sentivo il peso del fallimento, mi disseccava proprio, io me lo ricordo, mi dava fastidio. E devo dire che in quel momento ha giocato un ruolo importante la mia famiglia, perché è stata la mia famiglia che mi ha detto devi fare quello che vuoi, cioè ti piace fare storia dell'arte, vai e fai quello, perché poi non ti preoccupare per il lavoro, mi ha detto, perché il lavoro lo troverai nel momento in cui tu farai qualcosa che ti piace veramente, o deve essere più semplice. Ecco, quantomeno. ci possono essere contesti sociali, diciamo comunità educanti attorno a noi che ti inducono a fare delle cose. Mio padre continua a dirmi tu devi fare il capocantiere, quindi un applauso alla tua famiglia, Andrea. Grazie. Andiamo avanti. Mi piacerebbe conoscere l'università dal punto di vista degli studenti, in realtà l'abbiamo un po' visto. Ce l'abbiamo Mara? Un applauso a Mara, che era bloccata nel traffico. Mara, quindi, cioè, uno studente in realtà non sa bene che cosa è, che cosa vuol dire essere uno studente universitario. Tu hai fatto ad esempio Casa dello Studente, hai studiato nella città dove sei nata. Qual è stata la tua prima domanda, quindi? No, non ho studiato nella città in cui sono nata. Quindi sei nata? Nuoro, quindi vengo... Arrivo da lontano, come si Arrivo dice, da no? lontano. Quindi Nuoro, decidi di iscriverti a Cagliari? Sì. A Cagliari, quindi prendi casa dello studente, com'è andata? Prendo casa, sono stata abbastanza fortunata e ho potuto prendere casa. Borse di studio? Borse Fito Casa. Ok. Quindi- E com'è stata la tua esperienza di studentessa fuori sede? Cioè, è stata subito facile oppure... No, perché ero l'unica del mio paese che veniva qua a Cagliari, in genere tutti andavano a Sassari. Non è stata semplice, ma col senno di poi devo dire che mi ha rafforzato, perché non mi sono basata solo sulle amicizie bellissime e storiche, ma anche su nuove conoscenze. E ora che cosa fai? Ora, allora, faccio la libera professione come geologa. Ecco, la libera professione, cioè è una partita IVA come me, ti abbraccio, è un applauso alle partite IVA che soffrono, scherzo, però fa quello che le piace fare, cioè fare la libera professione vuol dire che io decido più o meno quando e come lavorare. Esattamente. Continuerai, cioè nel futuro è una cosa che ti intriga? Assolutamente sì, all'inizio è stata tosta ma mi intriga perché mi sento indipendente e con il mio contributo posso sentirmi autonoma. Ok. E poi sono stata prestata adesso all'Università di Cagliari, quindi per Fai entrambe le cose. Sì, per arricchire il mio bagaglio, le mie Ragazzi, competenze. Mara fa i soldi, un applauso. No, Grazie mille. però- Cioè, il libero professionista lavora per l'università. Voglio essere te, Mara. Scherzo. Allora, vorrei sapere a chi rivolgermi per trovare lavoro. Questa è la domanda delle domande. Però in realtà siamo in questo padiglione. Finiamo fra 7 minuti. Uscite fuori da qua, ci sono i centri per l'impiego, CPI di Aspal. Cioè, per capirci, avete 18 anni, volete fare un tirocinio retribuito, volete iniziare fra un mese, ci sono posizioni vacanti, cioè aperte, per iniziare quando volete. E la cosa che vi consiglio è perché di fare qualcosa, anche per gli indecisi, ma anche per chi ha già la strada, tra virgolette, scritta. Perché provate a fare qualcosa. Provate a fare qualcosa e magari quell'esperienza di tirocinio in un'azienda vi porta a appassionarvi a qualcosa. Soprattutto i cittadini primo impiego vi fanno una profilazione, vi supportano sulla creazione del curriculum, una psicologa che vi aiuta a capire quali sono, diciamo, un po' le vostre attitudini, chiamiamole così. Andiamo ancora avanti, vorrei provare a mettermi in gioco con un tirocinio. Ora, in realtà ho scritto ufficio terza missione, ma è l'ufficio orientamento. Un applauso all'Università di Cagliari e chiamiamo Anna, che la ricollego. Anna, facciamo un po' una carrambata, no? Cioè, abbiamo Anna che è dell'università, ufficio orientamento, e poi prima abbiamo avuto Alessia che ci ha raccontato la sua storia. Mi sono trovata un po' disorientata e sono andato esattamente da Anna. Quindi, cioè, dopo vi abbracciate. Però, Anna, cioè, che cosa fate? Cioè, che cosa fate nel vostro prezioso
Sì, lavoro? quello che facciamo è un percorso di orientamento con i nostri utenti, che tipicamente sono studenti universitari oppure laureandi o anche neolaureati, o anche persone come nel caso di Alessia che già lavorano da un po' di tempo, però a un certo punto non sono più soddisfatte di quello che fanno e quindi decidono che vogliono riflettere, vogliono prendersi un attimo per capire e quindi insieme a noi facciamo un percorso condiviso dove appunto, diciamo che noi non diamo delle risposte, ma magari facciamo delle domande e aiutiamo poi la persona a trovare la sua strada. Quindi appunto si è parlato di passione, quindi la persona cerca di capire quali sono effettivamente i suoi obiettivi professionali, quali sono le sue competenze e in che direzione anche va il mercato del lavoro. E in tutto questo molto spesso, come nel caso di Alessia, matura la consapevolezza che è il momento forse di cambiare e quindi appunto quando poi tornano da noi gli utenti, molto spesso tornano e ci raccontano che hanno fatto questa scelta e che sono molto contenti, quindi per noi è una grandissima soddisfazione. Perché è Sì. un lavoro molto... Poi tra l'altro mi raccontava, si può dire, non si può dire, non lo so, però Alessia poi mi raccontava, ma poi Anna mi rispondeva nelle ore più disparate del giorno, perché io lavoravo dalla mattina alla sera e la contattavo e loro rispondevano, quindi questo è un altro elemento, no? Che poi dietro gli uffici, dietro i telefoni che squillano, ci sono sempre le persone e la passione delle persone, quindi se Anna fa il suo lavoro con passione risponde alle 7 del mattino alla mail di Alessia, se non fa quel lavoro con passione probabilmente non avrebbe mai risposto. Oltre all'orientamento che cosa... Quindi, no, sì. questa no, un'altra domanda, scusami. Quindi qualcuno di loro si iscrive all'università e viene da te. Cioè tu hai delle competenze da psicologa, usi un software, com'è che fai la profilazione mia? Che sono un caso clinico, sì, però. no, io non sono una psicologa, sono come una laurea in giurisprudenza e poi ho fatto dei percorsi di formazione, di specializzazione che mi hanno portato ad acquisire appunto competenze nell'ambito del job placement, che è appunto quello che noi facciamo. Diciamo che non c'è mai un percorso standard, dipende da quella che è la situazione dell'utente e da quelle che sono le sue esigenze, perché appunto ci può essere chi ha magari già un obiettivo abbastanza chiaro, vuole rivedere con noi il curriculum, vuole fare magari una simulazione anche di un colloquio di lavoro e insieme troviamo la strada da percorrere, appunto. Ok, quindi diventerete studenti, avrete un dubbio, alle 7 del mattino chiamate Anna. Un applauso a Anna e chiamiamo Silvia con noi. Scherzo naturalmente. Silvia, quindi orientamento, profilazione, poi avete anche un collegamento con le aziende, con i privati? Ci colleghiamo con il mondo del lavoro attraverso diversi eventi che si tengono durante l'anno accademico, che sono eventi di recruiting day con aziende singole o con qualche azienda, e poi l'evento più importante a cui parteciperete una volta che sarete nostri utenti dell'Università di Cagliari, che è il Career Day, che è un evento con numerosissime aziende. Quest'anno puntiamo al centinaio, in cui si faranno dei colloqui di lavoro non stop. Parallelamente ci sono dei percorsi di formazione, proprio ricollegandoci poi a quello di cui stiamo parlando oggi, cioè avere tanti sogni e riuscire ad avere la consapevolezza di maneggiarli. Quindi è fondamentale anche uno studio e un approfondimento di chi siamo, di come arrivare a quello che vogliamo essere, e quindi questi eventi paralleli durante la giornata che ci aiutano in questo senso. Quindi le aziende vengono da voi e vi dicono mi servono questi profili e voi cercate di trovare gli studenti che hanno quei profili affinché si possa fare il match. Esattamente. Perché quello che abbiamo visto all'inizio si chiama mismatch, cioè non c'è l'incontro tra domanda e offerta, che il più delle volte arriva per mancanza di competenze, non per titoli, o sbaglio? Però garantiamo anche la possibilità, attraverso dei colloqui open o comunque la possibilità di interfacciarsi con le aziende, anche a coloro i quali non sono poi coerenti con questo match, quindi la possibilità di cambiare strada e quindi conoscere, capire se un sogno è diverso da quello che stiamo percorrendo in quel momento, di capire quali competenze sono richieste e quindi affacciarci, conoscere, per poi comprendere cosa posso fare per intraprendere un percorso differente. Grazie mille Silvia, a questo punto mi dicono che devo chiudere, ci facciamo un applauso e vi faccio un grande in bocca al lupo per la vostra vita e buona giornata e buon job day a tutti.
Poi abbiamo Eleonora. Dov'è Eleonora? Scrivo Imba. Sassa, perfetto. Prova. Professoressa Maura Quartu. Violazione della private. E invece tu? E tu interverrai Mariangela o prima? E Gavino Niedu non c'è. Ok, invece tu cosa fai? Nell'azienda? Assicurazione. Come ti posso chiamare Mariangela o dottoressa Marica? Ok. Assicurazione. Controllo qualità. Avete portato qualcosa da provare? No, da mangiare. Vieni che... Barbara, che formaggi? Il logo, l'abbiamo già trasformato in PPT. No, in realtà il direttore mi ha dato una presentazione, se possibile me la data all'ultimo. Quanto è lunga? È già un PDF in realtà, saranno una decina di slide, è un company profile, ma Ma tu lo vuoi fare? possiamo anche tenere solo la slide dove ci sono giusto i primi numeri e poi... Di là, Barbara. Ok, Marco. Eccolo. Noi siamo qua. 181 travel. Ma si dice in inglese o in italiano? Come vuoi. Ho visto 2 anni in Australia per niente, perché mi hanno rovinato praticamente. Parlavo... Oh sì, stai. Esatto. E non everyone. 181, 181. Ok. Ascolta, come vuoi che... Perché è molto più che un'agenzia, cioè nel senso, come si può... L'agenzia va bene? Una Va anche piatta... bene, un'agenzia, una online travel agency. Ok, mi piace. Una destination management company. Come preferisci? Ok. E poi dopo noi facciamo tutto... Sì. Allora, tu hai... 2... 6 minuti. Ok, d'accordo, dai. Innovatori sognati. Noi stiamo facendo con Stefano, siamo da Sassari che teniamo questi panel, no? In che senso? Mentor mi fa così paura. Mi sa tipo alieno, una roba. No, nel senso... Sì, ma perché ci sono i ragazzi? La quinta B di grafica, Dai. credo anche altri dell'artistico siano qua. Ok. Quindi via via probabilmente arriveranno. Non Ok. lo so. Non mi ricordo il piano generale, però pensavo che tu mi hai detto che mi hanno affidato incarichi con gli altri più grandi, invece No, a questo convegno ci Sì, siamo sì. anche noi. Yeah! Sto dicendo, abbiamo fatto Sassari, Olbia, Tortolì, Nuoro, Oristano, tutti. Questo è l'ultimo? Gli ultimi 2 infatti siamo a scazzo qua proprio. No, non è vero. Anche tu devi intervenire? No, io primo. Ah, ok. Sì, no, falla tu. Perché come... Adesso serve capace di presentare bene 181 Traveler, un mondo... Ah, ok. Grande. Maika non verrà, io ho sempre Maika Versano, saluti istituzionali, sono... Anche tu ce l'hai? Io ormai l'ho tolta. Non solo, ieri mi volevano rifilare. Ieri mi volevano... La DG. Ieri mi volevano La dirigente generale di tutto. Mi volevano rifilare 3 che suonavano da... E ho detto assolutamente no, saranno da te alla fine, mi sa. Non è vero, noi non se la so. Ma è vero? Quindi, scusami, come è strutturato? Cioè io interverrò per primo in questo Sì. nuovo panel? Ok. E poi niente, noi siamo praticamente nella parte sognatori, innovatori, imprenditori. Anche se in realtà io vi ho lasciato il palco giusto in tempo, però vedo che l'organizzazione della scuola non è proprio... No, non ci c'è ancora nessuno. No, ma guarda, partiremo alle 11. Grande classico. Sì. Però qua parte un convegno a fianco alle 11, è già partito. Fare ma chi urla di più... Sì, va bene. Perché c'è tutto pieno. No, riempi per forza. No, riempio. Il mio era pieno fino all'ultimo
No, c'è il microfono. Sta. Ah, bene. Ok. Allora, vi rendo questo perché... Quindi, certo. Ma aspetta, cioè nel senso... perché c'è una fila bestiale lì, No, il rischio lo sai qual è? Che questa Tu farai la presentazione e te la fanno fare tutta? No, che adesso verifichiamo. Ciao Piera. Allora, auguri. Grazie. Stanno arrivando, sì. Adesso, guarda, poco fa un macello per farli entrare e per farli uscire. Però siamo riusciti a riempire tutta la sala. Quindi anche adesso stanno arrivando. Hanno l'attività, lo sanno. Poi, Ciao, ciao. in forma. Ciao. Vedi, adesso arrivano, li facciamo accomodare. I miei dove sono? Sono tutti davanti. Ascolta, la ragazza di Cao usa questo? No, E chi le manda le slide avanti? ma mi diceva una ragazza dell'ITS che aveva... Però le assenze... Chi le manda? Tecnico cosa ha detto? Quante slide hai caricato su, 2 pagine sono. Vediamo quante sono. Quante sono le slide? Ma con PDF non può andare avanti, a meno che lui non le abbia fatte. Ok. Ci siamo. Ascoltami, le slide di Cao Formaggi le manda avanti lei o voi? Lei ce l'ha un telecomandino. Questo. Chiedi e poi fammi sapere per favore. Perché la batteria scarica questo tra l'altro. Se la batteria scarica Non funziona, è scarico. È scarico quell'aggeggio. Dovete brandizzarvi. Vi mettete la felpa. posso andare molto veloce, vado proprio veloce. Ma tu hai bisogno delle slide. No, non ho neanche bisogno delle slide, che No, aspetta, però Ribellati. l'unica cosa che noi facciamo funzionare così, come azienda, tu parli, come diceva Cercio, dobbiamo capire. No, no, siamo giù. perché ti sto tagliando ovviamente tutta la presentazione, però mentre lei parla, mentre tu gli fai la domanda, le prime 3 immagini mentre lei parla, capito? Questa la possiamo Giusto per tenere. come sfondo. Spostate le batterie, se apritelo e fate così, è meglio se vanno avanti loro. Ah, ok. Sono un attimo. Però le altre slide le mettono loro, solo la presentazione fa lei, Ok. Ok. Quindi mi tengo solo su questa slide. Sì, secondo me ti conviene, guarda, perché ti faccio tante domande. Te le chiedo.
Eccoci, facciamo un grande applauso. Siamo pronti? Grandi, belli, così caldi caldi. Buongiorno a tutti ragazzi, bentrovati al convegno Asphalt for Future. È il convegno che vi darà la possibilità di conoscere realtà innovative che riguardano sia start-up che luoghi di formazione che vi permettono di connettere quelli che sono i sogni e i progetti che voi potete avere con la concretezza della formazione, con la concretezza di mettere in atto quelli che sono i vostri progetti per il futuro. Quindi sono felicissimo di presentare questa tappa, la sesta tappa del Job Day. Ci troviamo appunto a Cagliari, siamo in diretta streaming, abbiamo incontrato gli studenti di tutte le province della Sardegna fino ad arrivare ad oggi. Quindi oggi abbiamo davvero il piacere di poter condividere questo convegno insieme ad ospiti molto importanti. Quello che vi posso suggerire è, ovviamente siamo in tantissimi, cerchiamo davvero di non perdere nulla di quello che verrà raccontato qui sul palco. Vedrete tanti ragazzi come voi che hanno iniziato la loro esperienza un po' tra i banchi di scuola, pensando a quello che sarebbe stato il loro futuro e hanno cercato di metterlo in pratica. La cosa più bella che oggi potrete cogliere è che per mettere in pratica i grandi progetti, a volte ci troviamo accanto a noi delle figure, delle realtà che ci possono aiutare a farlo. E quindi vedremo anche quelle che sono le possibilità concrete presenti nella nostra città e nella nostra regione. Quindi io sono felicissimo di iniziare con i primi ospiti. Vedo che ci siamo tutti accomodati, abbiamo anche abbassato un po' le temperature della sala perché siamo già abbastanza caldi noi, quindi siamo pronti a partire con il primo video che presenterà il nostro primo ospite. Ci siamo, grandi, siamo belli vivi, no? Qua c'è un dialogo, diciamo, aperto, qua nelle prime file. Mi piaceva arrivare giù lì fino in fondo, ma devo stare qua davanti perché siamo in streaming. Partiamo con il primo video che presenterà il nostro primo ospite. Chiedo alla regia di mandarlo. Un applauso. Eccoci qua, siamo pronti a chiamare qui a raccontarci di questa grandissima azienda. Si tratta di una online travel agency, quindi un modo nuovo di concepire il modo di viaggiare. Chiamo qui sul palco con noi Marco De Iosso, un grande applauso. Ciao, ciao Marco, vieni, prendiamo il centro. Allora, siamo aperti, riprova, ci siamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Fin giù lì in fondo. Allora, ragazzi, quello che adesso raccontiamo riguarda l'idea di essere sognatori, innovatori e imprenditori, Marco. Un grande compito. Raccontaci la 181 Travel, che è la tua azienda, che in realtà è una realtà, appunto, che si può raccontare come un'agenzia di viaggi, ma è molto di più. Raccontaci come nasce questa idea e chi sei tu. Allora, innanzitutto molto emozionato di essere qua a parlare con ragazzi giovani, perché sempre meno, vedi, già si tirano le palline di carta, quindi bellissimo. Sono veramente felice di raccontare a ragazzi giovani la mia esperienza, anche perché è un po' partita, se vogliamo, nell'età in cui siete voi. È partita già dalle superiori, poi si è evoluta nel percorso universitario e poi si è consolidata negli ultimi anni. Io sono un trentenne in qualche modo, probabilmente con Davide siamo più o meno coetanei, quindi spero
un giorno di vedere tanti voi che staranno facendo questo tipo di percorso e staranno portando imprenditoria e nuove aziende in Sardegna in particolare, ma sono un po' generico anche a dire in Italia. Cosa hai creato, Marco? Cosa hai creato? Quindi tu hai 30 anni, hai fatto il tuo percorso scolastico, a un certo punto qual è l'idea che ti è venuta in mente? Ma diciamo che tutto parte da dentro, la volontà di voler creare qualcosa di proprio che nasce in qualche modo dal percorso scolastico, quindi proprio da quello che state facendo voi quando parlo agli studenti. A un certo punto nel corso del periodo universitario, io studiavo qua a Cagliari economia, sento una presentazione come può essere questa. Arriva un ragazzo e racconta di una sua idea imprenditoriale. Io già avevo bazzicato qualche cosa, qualche locale commerciale, mi piaceva l'idea di lavorare e di mettermi in proprio, sento il suo entusiasmo, sento la sua storia, la sua volontà di creare ricchezza in qualche modo per chi lavorava con lui e per il territorio e dico, sai cos'è? Voglio farla anch'io sta roba. Scopro di un percorso che si chiama Contamination Lab, che viene promosso dall'Università di Cagliari e dal CREA, che è il centro legato all'innovazione proprio dell'Università di Cagliari. Faccio questa specie di corso, concorso, eccetera, scopro di avere la verve imprenditoriale e mi lancio e creo la mia azienda, l'attuale Cos'è azienda. Marco, la verve imprenditoriale, quindi ragazzi attenzione, Marco sta raccontando come ha creato la sua impresa, no? Quando stiamo parlando di imprenditori, sognatori e innovatori, quindi crea qualcosa che prima non esisteva. Ok, tante volte noi abbiamo delle idee in testa, ok? Magari abbiamo una percezione che magari la nostra idea può interessare e creare un servizio che prima non c'era. Quindi è vero che c'è l'idea di creare un'attività anche che abbia, come dire, tutta quell'aspetto no, finanziario, però c'è un'idea. Ok, c'è proprio un'ispirazione. Io ti chiedo qual è stata l'ispirazione e qual è stata, diciamo, l'area in cui tu hai voluto scommettere? Allora, abbiamo scommesso, sembra anche un po' dozzinale, no? Nel turismo in Sardegna, ma non solo. Ci siamo resi conto che rispetto al modo di viaggiare dei turisti, o come chiamiamo oggi viaggiatori ospiti, mancava qualcosa, mancava molto spesso la connessione col territorio, cioè la conoscenza reale di quello che può essere svolto all'interno di un territorio. E questo partiva da una semplicissima domanda. Persone che vivono a Cagliari, quante di voi hanno visto la Sella del Diavolo da dietro? La Sella del Diavolo... sì, buona. La sella... non dal poetto, da dietro. Alzate bene le mani, anche se avete le ascelle. Vai. vai. Non avete... Ok, pochi. Ecco, Marco, per esempio, pochi. siamo a Cagliari e abbondantemente dopo un meno po'. della metà ha visto la Sella del Diavolo da dietro. E lì abbiamo iniziato paradossalmente a organizzare la nostra primissima escursione, che era prendiamo un gommone e una barca a vela e facciamo il giro dal porto di Cagliari o da Marina Piccola e vediamo la Sella del Diavolo da dietro, ci facciamo il bagno. Questo tour è andato alla grande, lo vendevamo ai crocieristi, lo vendevamo ai turisti e da lì abbiamo deciso di sviluppare quello che è il nostro catalogo di esperienze, i nostri punti vendita che vanno all'interno delle strutture ricettive o che vanno online e diciamo ingaggiare sostanzialmente gli ospiti delle strutture, della ricettività e trasformarli in ospiti di destinazione e fargli conoscere dove vanno in vacanza. Bellissimo Marco. Guarda, io ti chiedo, abbiamo innanzitutto capito veramente di cosa si tratta, nel senso ci ha dato la possibilità di capire come 121 Travel non solo organizza banalmente i viaggi, perché quello in realtà sono esperienze personalizzate che ti permettono di scoprire il territorio, anche perché nel nostro territorio c'è tantissimo da scoprire. Ci dici i primi passi, perché metti che tra questi ragazzi ci sono tantissimi attenti, no? Ti stanno ascoltando con molta attenzione. E quindi ti voglio chiedere, nel momento in cui un ragazzo ha un'idea, ok? Ha un'idea e vuole realizzarla, magari proprio dal punto di vista imprenditoriale, quali sono i primi passi e le convinzioni che un ragazzo deve avere per realizzare tutto questo? Guarda, risponderò in maniera molto diversa da come risponderebbero la maggior parte dei formatori del mondo imprenditoriale. Non dovete chiedervi ma il business model, il business plan, ma la mia idea si reggerà, eccetera. Dovete chiedervi se tra 10 anni volete vivere in una realtà che avete creato voi, che dà lavoro a delle persone, in cui ogni giorno quando andrete a dormire avrete paura della responsabilità che avete, ma che sarete veramente felici di poter portare a casa. Questa è la prima cosa, cioè deve essere una cosa di dentro, cioè volete farlo voi. Bellissimo. Se non volete farlo voi, non ha nessun senso farlo. Anche se avete l'idea più geniale, andate da qualcuno, dategliela e dite pagami, ma falla tu. Bellissimo. Se la volete fare voi, dovete avere questa predisposizione, questa verve, come dicevo prima, è fondamentale.
Grazie. Grazie Marco, ti faccio l'ultima domanda, sempre per come dire, intercettare quello che può essere il pensiero dei ragazzi. Nel momento in cui tu intraprendi un viaggio di questo genere, ovviamente ci sono anche concretamente, no, degli aspetti, no, che devi affrontare, anche pratici, diciamo economico. Io ho un'idea, ho una grande idea, però non ho le risorse per metterla in pratica, ok? Quali sono gli step? Perché magari veramente io frequento da 10 anni, lavoro con gli studenti, con i ragazzi delle superiori, hanno delle idee spaziali. Di cosa c'è bisogno, appunto, oltre a questa convinzione potenziante di cui hai parlato, concretamente come si muove un ragazzo di 19-20 anni? Anche qui vi darò un consiglio che magari non è canonico. Io ho creato l'azienda dal niente, non sono un imprenditore di seconda generazione, i miei genitori non erano imprenditori, sfortunatamente non mi potevano dare una mano a livello economico. Quindi ho fatto la cosa più banale, se vogliamo, che poi alla fine è quella che serve. Ho cercato di vendere il mio prodotto, quello che stavo andando a creare, e iniziare da subito a generare un'entrata che mi potesse permettere di poter strutturare l'azienda. Esistono tantissime agevolazioni, tantissimi finanziamenti di natura pubblica, privata, fondi di investimento, i famosi business angel, quelli che vogliono sostenere le aziende nuove perché magari hanno la possibilità di farlo. Ma la cosa fondamentale è: andate sul mercato, volete vendere una pentola, andate da qualcuno che ha bisogno di una pentola, vendetegli quella pentola e iniziate a testare il fatto che la vostra idea e la vostra voglia esiste davvero. Grazie Marco, un grande applauso a Marco De Iosso. Buon lavoro ragazzi! 181 Travel, grazie Marco, grazie. Ragazzi, andiamo avanti con il nostro convegno. Allora, abbiamo ascoltato la storia di Marco, abbiamo la possibilità adesso di continuare ad ascoltare altre testimonianze. Come vedete abbiamo tra noi gli ospiti che ci raccontano la loro storia. Questo è molto importante, perché non siete venuti qui ad ascoltare una lezione di teoria su come un'innovazione, un sogno può trasformarsi in impresa, può trasformarsi in progetto concreto. Qua siete venuti ad ascoltare le testimonianze. E di testimonianze adesso parleremo di testimonianze che vengono dal mondo degli ITS, che sono gli istituti tecnologici superiori, sono una realtà formativa che la Sardegna offre affinché quelle nostre idee possano essere accompagnati da dei docenti esperti che attraverso delle ore di teoria, ma soprattutto ore di pratica, vi accompagnano alla realizzazione del vostro progetto, del lavoro che volete realizzare. Quindi adesso io chiamerei sul palco a parlare con noi due giovanissimi ragazzi che hanno creato, anche loro vedete si ripete la storia, creato qualcosa dal niente, da un loro sogno, un sogno condiviso. Chiamo a parlare con me Giulia e Giovanni Azzori. Un applauso. Più forte ragazzi, più forte per loro. Eccoli qua, venite. Aiuto. E prende gente, io c'ho paura. No, Buongiorno. sono i familiari, non c'è nessuno. Allora, ci siamo. Ragazzi, qua parliamo di un progetto che si chiama Fattoria Didattica. Questi sono ragazzi che hanno frequentato, sono ex studenti, state ancora frequentando, quindi sono ancora in corso, stanno frequentando l'ITS del settore agroalimentare, quindi stanno sviluppando le loro competenze, però io do la parola a voi e vi chiedo che cosa avete creato, ragazzi? Buongiorno a tutti. Innanzitutto stiamo frequentando un corso ITS di Mastro Casalo. Praticamente Più vicino? Stiamo diventando esperti nell'arte del formaggio. Questo corso l'abbiamo trovato, diciamo, per caso, perché noi volevamo incrementare le nostre piccole esperienze in qualcosa di concreto e reale. Questo corso ci sta aiutando molto a sviluppare il nostro sogno. Il nostro sogno sarebbe creare una fattoria didattica autosostenibile, con un po' di animali, capre, pecore, vacche, asini, maiali, galline, orti, frutteti, insomma far vedere che anche in campagna si può, si può creare un qualcosa di veramente bello, bellissimo. Bellissimo, facciamo un applauso ragazzi a Giovanni. Lo so, ragazzi, parlare da qua non è facile perché veramente siete in 700 e non è dato veramente un impatto forte. Allora,
Giovanni con Giulia stanno realizzando questa fattoria didattica. La stanno realizzando a partire da, come ci raccontava Giovanni, quello che è il loro sogno di offrire qualcosa che permette alle persone di avere contatto con quella che è la natura, la campagna, ok? Conoscendo quelli che sono i prodotti, come i formaggi, come tutto quello che viene prodotto dalla terra, ragazzi, tutto quello che è veramente sano, veramente chilometro zero si può dire in questo caso. E vi chiedo, quando avete intrapreso questa strada ITS, quindi questo percorso di istruzione superiore che vi ha permesso di acquisire delle competenze, perché è risultato importante per voi? Perché ci ha aperto praticamente un mondo, cioè abbiamo scoperto che nella trasformazione del latte c'è veramente una vita. Da una semplice cacciotta, non so se voi, vabbè, voi formaggio ne mangiate. Chi mangia formaggio? Alzate la mano. Oh. Non siete intolleranti al lattosio, anche se siete intolleranti al lattosio, c'è chi lo mangia senza lattosio? Abbiamo avuto un professore di casificazione che hanno, tramite un altro dottore di Milano, hanno creato il FRIP, che sarebbe un formaggio senza potassio e fosforo. Praticamente viene coagulato con caglio di maialetto, che è una cosa molto innovativa, e viene lavorato come un semplice semicotto, quindi un semplice formaggio da tavola. Però è una cosa molto buona. Buono, lo proveremo, Giovanni. Sì. Allora, ma Giulia la vogliamo far parlare oppure... Sta sposa è vergognosa. Sta sposa è vergognosa. Allora, andiamo avanti con Giovanni. Giovanni, altre due battute. Quindi ci dicevi ITS vi ha aperto un mondo, sì. Ok? Che tipo di percorso formativo, che tipo di istruzione state facendo? Spiegaci un pochino, magari uno dei ragazzi ha intenzione, magari ragazzi che vengono dall'agrario, ragazzi che vengono anche da altre realtà. Voi che scuole avete fatto? Io ho fatto l'agrario di Elmas. Agrario di Elmas? Io lo scientifico. E tu lo scientifico. Ok, avete unito queste due formazioni e ITS cosa ha rappresentato per voi? ITS cosa ha rappresentato e cosa sta rappresentando per noi? La realizzazione di un sogno. La realizzazione di un sogno, almeno per noi è un sogno che diventerà realtà, per altri invece li ha aiutati, come la nostra collega, a trovare lavoro, a trovare sviluppo, a credere in un mondo che veramente... Cioè, poi noi in Sardegna siamo forti col formaggio, quindi dobbiamo veramente portarlo avanti sempre e per sempre. Grande. Facciamo un applauso a Giovanni e a Giulia. Portano avanti... Grazie. Il loro sogno. Grazie di cuore ragazzi, vi facciamo mille auguri. Grazie. Adesso andiamo avanti con i prossimi ospiti. Allora, continuiamo a viaggiare sempre andando a conoscere i ragazzi delle testimonianze. Ragazzi, come sta andando? Ci siete tutti? Siete connessi? Tutto bene? Datemi un segno con la mano, ci siamo? Grandissimi. Allora andiamo avanti. Continuiamo con i nostri ospiti, andiamo avanti con le testimonianze. Siamo partiti quindi dalla realtà di un imprenditore che da un sogno ha realizzato un progetto 181 Travel. Giovanni e Giulia ci hanno raccontato come i percorsi ITS li hanno aiutati a concretizzare il loro progetto della fattoria didattica ed è qualcosa che già stanno facendo nella produzione di formaggi con l'idea di ingrandirsi sempre di più e offrire al nostro territorio i prodotti della nostra terra. Andiamo avanti in questo viaggio, andiamo avanti ad ascoltare una nuova testimonianza. Questa testimonianza racconta l'esperienza di un'azienda che è un'azienda che si occupa sempre del settore agroalimentare ed è una testimonianza molto preziosa perché fa vedere come il mondo delle aziende si connette col mondo della formazione. Quindi io chiamerei a parlare insieme qua sul palco Mariangela Carrus della Cao Formaggi, facciamo un grande applauso. Buongiorno a tutti. Ci siamo, abbiamo il telecomandino, eccolo qua, chiamiamo anche insieme a te Eleonora, prego Eleonora, un applauso anche a Eleonora. Più forte ragazzi che da lì non si sente. Ciao ragazzi. Ci siamo. Allora... Mariangela, adesso io do a te, diciamo un po' l'onere di presentare quella che è la Cao Formaggi. Quindi, qual è la nostra idea, ragazzi? L'idea è quella di far vedere un'azienda virtuosa del nostro territorio, della nostra terra,
che Mariangela rappresenta qui davanti a tutti voi e poi cercheremo di capire come il mondo delle aziende si connette col mondo della formazione. Quindi Mariangela, dici un po' la Cao Formaggi, di cosa si occupa e cosa sviluppa? Cao Formaggi è una cooperativa, nasce nel 1966 e raggruppa un insieme di allevatori che vogliono aggregare il loro latte, trasformarlo in formaggio e commercializzarlo in tutto il mondo. Allora, attualmente la Cao Formaggi è composta da 670 soci, 110 dipendenti e il valore della produzione si attesta ai 64 milioni di euro, quindi è un'azienda molto grande. I nostri allevamenti sono distribuiti in tutta la Sardegna, ubicati circa in 110 comuni, da Sassari, Stintino fino alla zona del Cagliaritano. Produciamo formaggi molli, semistagionati, duri, a pasta dura, DOP, quindi pecorino romano DOP sardo, ma anche formaggi generici. E quindi raccogliamo, trasformiamo, produciamo formaggi top quality e poi distribuiamo sul mercato. Il nostro mercato è regionale, nazionale e internazionale. Questi sono i nostri punti di forza, quindi specializzazione, lo abbiamo già detto, qualità, siamo molto attenti alla qualità, il latte dei nostri soci è remunerato in base alle qualità, requisiti igienico-sanitari e tecnologici, abbiamo più di 23 referenze. Insomma, trasformiamo tutto l'anno, questo punto è molto importante perché abbiamo soci che producono latte tutto l'anno e noi siamo aperti tutto l'anno a differenza di altre realtà. Una cosa che mi sono dimenticata di dire è che la cooperativa è la prima cooperativa più grande in Sardegna, forse anche a livello nazionale, e siamo il secondo caseificio più grande in Sardegna. Questi sono un po' di numeri. Questi sono i dati relativi al 2023, abbiamo raccolto 27 milioni di litri di latte. Aspettate un po' che andiamo avanti. Abbiamo prodotto 5.000 tonnellate di formaggio. Accidenti. Quindi, grazie. Dimmi se proseguire. Grazie, no? ci siamo, Okay. Mariangela. Vi presentiamo un po' appunto questa realtà. Mariangela, io ti chiedo, tu ti occupi proprio dell'assicurazione e controllo qualità, ok? Nella vostra azienda, quindi una grande azienda agroalimentare della Sardegna, abbiamo quello che diciamo rappresenta un po' anche l'interesse per i giovani, perché il mondo imprenditoriale e il mondo delle aziende sono anche i luoghi dove poi i giovani diciamo approdano per lavorare, ok? Quindi io ti chiedo, qual è stata la connessione tra la vostra azienda e ITS? Allora, con ITS c'è un rapporto da diversi anni, ci sono stati tanti stagisti che hanno fatto lo stage da noi, molti dei quali poi hanno avuto modo di poter lavorare. Questo è l'esempio di Eleonora. Adesso andiamo. Che poi infatti facciamo raccontare la sua esperienza. C'è un altro ragazzo che ha fatto il corso ITS, ha fatto uno stage e poi è stato assunto, altri ne sono passati, quindi assolutamente Cao è aperta a opportunità di E perché è lavoro. preziosa ITS? Perché? Cioè, qual è la specificità dei percorsi ITS? Per noi ITS è preziosa perché comunque ci presenta dei futuri professionisti. In questo caso Eleonora, ad esempio, ha fatto il corso di Mastro Casaro, ecco. esatto, e quindi non è così diffuso da trovare come professione ormai. Benissimo. Quindi è proprio molto importante per questo motivo. Grazie Mariangela. Sentiamo proprio la testimonianza di Eleonora. Facciamo un applauso a Mariangela che rimane con noi per la sua testimonianza della Cao Formaggi. Eleonora, io ti chiedo come studentessa, no? ITS e Cao Formaggi. Cos'è stata e cos'è la tua esperienza, anche provando a raccontare in concreto ai ragazzi come viene sviluppato il percorso ITS, come è composto, quali sono i 2 blocchi, eccetera? Allora, il corso è strutturato in 2 anni. Ok. È un corso di 1800 ore. Il primo anno sono 500 ore di lezione, con 300 ore di stage, e il secondo anno invece sono altre 500 ore di lezione con 800 ore di stage.
Ok. Io ho fatto una prima esperienza in un caseificio qua a Elmas e poi il successivo l'ho fatto alla Cao Formaggi come stagista e adesso sono stata assunta dall'azienda. Quindi Bellissimo. qualcosa... Facciamo un applauso a Eleonora per questa sua esperienza e gli chiediamo, no? Andando verso la chiusura, io ti chiedo, perché consiglieresti a un tuo coetaneo, un ragazzo che desidera entrare nel mondo del lavoro, di prendere contatto con ITS? Perché lo consiglieresti? Perché dà grandi opportunità, ti trova il lavoro, almeno a me l'ha trovato. Sono grata all'ITS perché il mio obiettivo era trovare lavoro e l'ho trovato. Bellissimo, grazie Eleonora, grazie Mariangela, grazie. Allora ragazzi, andando verso la conclusione, adesso vi mostrerò un video che sarà una sintesi del sistema di istruzione superiore ITS che vi permette proprio di avere un'idea di quella che è la possibilità di farsi accompagnare da questa realtà formativa preziosissima che abbiamo in Sardegna. Quindi chiedo alla regia di mandare il video e ci vediamo tra poco. Voi state in piedi? Mettete qua giù. Dura 7 minuti questo? No, 7 minuti avete. 7 minuti, va bene? Questo è Paolo Pontino. E il brano? Eccoci, ci siamo, un grande applauso e andiamo verso la conclusione, ragazzi. Allora, questo viaggio è partito proprio da chi di viaggi si occupa. Marco De Iosso ci ha raccontato un 81 Travel. Tra l'altro vi invito anche ad andare a vedere nei social perché è una pagina attivissima, è una pagina che funziona tanto anche se vengono a trovarci amici da fuori, se vogliamo davvero fare delle esperienze interessanti nel mondo del turismo in Sardegna. Perché è importante essere partiti con la storia di Marco? Perché, ragazzi, la cosa importante in questa fase della vostra vita è scegliere chi volete essere. La cosa più importante è scegliere chi volete essere e soprattutto non farlo scegliere agli altri. Però c'è un problema, perché se voi vi trovate in quinta superiore e state pensando al vostro futuro senza prenderlo in mano, senza prendere in mano il vostro potere decisionale, state tranquilli che saranno le circostanze, gli eventi a sceglierlo al vostro posto. Ecco perché è importante ascoltare le testimonianze, perché è necessario farsi ispirare, non per imitare, ma per farsi ispirare, perché poi ognuno di voi trova la sua strada, senza cadere poi in quel meccanismo, no? Dove aspetti che ti sistemino. Lasciate che sistemino le cose, voi siete persone e potete scegliere voi quello che volete fare. Noi ce la mettiamo tutta come adulti, no?
cioè offrire anche con ITS quello che avete ascoltato, è proprio il racconto di come il mondo, chiamiamolo anche degli adulti, si mette a disposizione per offrire dei servizi, per offrire la formazione, per offrire quel supporto che vi può accompagnare. Questo è stato il nostro viaggio. Adesso abbiamo una piccola chicca in chiusura in questo convegno che si tiene a Cagliari. Abbiamo raccontato di sogni che si sono realizzati, di sogni che si stanno realizzando. Abbiamo ascoltato la testimonianza di chi ha trovato lavoro, di chi sta realizzando, diciamo, il suo progetto di vita. Allora è bellissimo per noi e per me raccontare adesso quello che sta per accadere qui sul palco. C'è un gruppo di ragazzi, di musicisti del Conservatorio di Cagliari che hanno preparato un brano per noi. Allora, perché vogliamo chiudere così? Perché il mondo dei giovani, tanto spesso, diciamo, a volte visto, no? Come una realtà che non ci fa capire verso dove stiamo andando, diciamo così. In realtà è bellissimo vedere come anche loro hanno la possibilità di trovare uno spazio per mostrare il loro talento. È la cosa più importante questa, ragazzi. Credere che lo spazio per mostrare il vostro talento, quello che sapete fare voi, c'è. E se magari non lo vediamo subito, mettiamoci alla ricerca di questo spazio, perché la cosa più importante è mettere in mostra il vostro talento, non per ostentare, ma per poter dire al mondo che potete dare un contributo verso la bellezza e la realizzazione dei sogni. Quindi io chiamo adesso sul palco i nostri musicisti, facciamo un grande applauso al flauto Stefano Ligas, clarinetto Paolo Pontillo, all'oboe Vittorio Pala. Un grande applauso. I ragazzi eseguiranno, i musicisti eseguiranno un brano di Beethoven, il trio di Beethoven. Quindi ragazzi, quello che vi chiedo, siete stati davvero bravissimi, avete davvero dato un grande contributo con la vostra attenzione e il vostro silenzio. Noi siamo in streaming, tutto questo lo stiamo, diciamo, trasmettendo nelle reti, e io vi chiedo il massimo silenzio e soprattutto il rispetto per questa esibizione d'arte, per questo talento che ci viene regalato al termine di questo convegno. Io vi ringrazio di cuore, facciamo un grande applauso e ascoltiamo Stefano, Paolo e Vittorio.
Grazie ragazzi. Ragazzi, grazie di cuore. Vi auguriamo una buonissima giornata e un buon job day. Ciao a tutti, grazie. Tranquillo. Era bene, bene, bene. Sì, sì.
Buongiorno. Ah, così, spontaneo. Senza chiederlo. Che figata. Come state? Buongiorno a tutti. Bene? Siete contenti di vedermi? Chi è che ha detto no? Allora, le poltrone sono state portate avanti. Ringraziamo tutti quelli che stanno lavorando qua per rendere il posto più bellino possibile. L'acqua c'è. Ci vedete tutti? Mi vedete tutti? Purtroppo per voi. Chi non vede perché si è seduto lontano, cavoli suoi perché è arrivata adesso. Voi che siete là avete pagato poco, quindi mi dispiace. Va bene, allora ragazzi, se non vi scoccia, io mi siedo e inizio a raccontarvi chi è il prossimo ospite. Perché il prossimo ospite? Perché ne abbiamo già avuto ospite, però vi posso dire il primo di oggi. Avete presente che io se cado ridiamo molto, quindi faccio così. Avete presente che i presentatori di oggi hanno tutti la cartellina, ok, sono tutti fighetti. Io ho un telefono, cioè 1500 euro di telefono e lo uso anche per questo, anche perché lo sto ancora pagando, quindi di conseguenza. Grazie, grazie. Ricordatevi che le rate vi allungano la vita. Perché tu dici, Cri, come mai? Perché a chi devi i soldi non ti augurerà mai la morte. Capito? Ah, così. Grazie. È partito uno stand-up comedy così in scioltezza. Allora, mi siedo e mi leggo quello che mi sono scritto. Proprio quando sei intorno ai 30 anni inizi a dire oppala. Spero per voi che lo diciate il più tardi possibile. Allora, me lo sono scritto proprio qua. Io farei partire il video direttamente prima della presentazione. Anziché dire chi è, cosa fa. Avete capito chi è, insomma, no? L'ho capito da cosa? Oh no, è lui! Non ci credo! Vabbè, noi belli abbiamo quel problema, ragazzi. Innanzitutto, prima di presentare chi avete già capito, dovete sapere che io sono molto contento di essere qua nella mia Cagliari, perché abbiamo girato la Sardegna con il Job Day, ho incontrato tantissime persone, però essere a casa è una responsabilità in più. Sarei voluto venire in ciabatte, però non mi sono lavato i piedi, quindi meglio di no. Allora, sentite un po'. Giovanissimo, ma che, incredibile a dirsi, ha già alle spalle 10 anni di carriera. Dapprima come modello e poi come attore di straordinario successo nella generazione Z. Ha iniziato nel lontano 2014 come baby modello a Pitti Immagine Bimbo a soli 6 anni ed è stato scelto nel 2015 da questo stilista che si chiama Giorgio Armani. Pare che stia andando bene il suo brand. Ha fatto il testimonial mondiale per la linea Armani Junior. Ha posato per Olivero Toscani Original Marines, giusto per. Il suo primo film, Resurrection, The Last Chapter, è stato premiato a Los Angeles come Best Horror Short Film al mondo nel 2021. Un applausone. Grazie.
Il suo Glass Boy, il ragazzo di vetro, ha vinto tanti premi cinematografici in giro per il mondo ed è da venerdì scorso su Netflix la sua serie TV Storia di una famiglia per bene, che io ho visto con mia figlia e mia moglie, ha battuto ogni record di share tra i giovanissimi su Canale 5. La serie TV, non so se conoscete... Diari? La conoscete? Ha realizzato il maggior numero di visualizzazioni tra il pubblico di adolescenti in tutto il mondo ed è alla sua seconda stagione. Ha impressionato Diabolica Adolescente, ha impressionato noi, ma ha impersonato Diabolica Adolescente nel film Diabolic Chi sei? E dal 21 marzo nelle sale l'altro suo film drammatico Eravamo bambini. Lui bambino non è più, sta iniziando a crescere. Recentemente l'ho visto alle Iene con uno splendido monologo sul tema del bullismo e oggi è qui con noi. Non voglio ancora dire chi è, voglio prima che voi sappiate bene la fortuna che abbiamo noi in Sardegna, in Italia e nel mondo a essere rappresentati davanti a un sacco di persone da questa persona qua, bello più o meno quanto me. Un applauso per Andrea Arru. Ciao Andre. Ciao a tutti, mamma mia quante persone, grazie a tutti per essere qui, veramente emozionante avere così tanta gente qua davanti, sono un pochino in ansia, ve lo ammetto. Tutto bene? Sì, però... Fai sì. un grosso respiro? Ci sono. Ok. Come funziona per farlo sentire a suo agio, ragazzi? Voi avete un consiglio? No? Ok. Allora iniziamo con le domande. Se avete qualche domanda, aspettate perché adesso gliele faccio io. Allora, io un paio di domandine ce le ho. Vai. Allora, innanzitutto parto col dirti che... Grazie. Cioè, hai visto? Dicono shh per me, quindi posso togliermi anche questo peso. Parto col dirvi che con Andre si è instaurato un bellissimo rapporto, per quanto si possa giudicare un uomo, un ragazzo solo dalla copertina, il classico bello ma stupido. Io vi dico che Andre ha la testa sulle spalle, sa da dove è partito e sa soprattutto dove vuole arrivare. O sbaglio? No, hai ragione. Perfettamente Allora, hai partiamo ragione. con le domande, quelle istituzionali che deve fare il classico presentatore. Ok, tipo, come ti sei preparato tecnicamente alla professione di attore? Tipo, avete sentito che non ha l'accento sardo? Quindi ha studiato dizione? Neanche io ce l'ho. Non mi sembra di averlo. Tranquilli, quando torno in paese mi torna, È solo una cosa per quando lavoro. Paese Ploaghe, giusto per dare un... Vicino Sassari. Esatto. Come mi sono preparato? Mi ha aiutato nel tempo quest'uomo che è seduto davanti a me, Maurizio, il mio caro Maurizio, che mi ha fatto, diciamo, da coach cinematografico per un bel po' di anni, fino ad adesso. E circa quant'è? 5-6 anni mi fa da coach, che mi prepara, insomma, per i provini che devo mandare e per tutte le cose riguardanti il cinema. Grazie a lui che ho fatto molta strada. Dopo cerchiamo di capire anche se... Eccolo qua. Dopo vieni sul palco, ok? E facciamo capire bene. Poi hai detto 5-6 anni. Quanti ne hai in totale? Di anni? Non 16. di carriera, proprio all'anagrafe. All'anagrafe 16. Quando... 16 anni? Sì. E 5-6 anni che... Cioè, voi a 16 anni che cosa stavate facendo?
Io avevo MSN, non so se lo conoscevo, cioè, per dirvi, io mandavo trilli a 16 anni, non facevo l'attore su Canale 5. A proposito di film, cioè, ti piace rivederti in quello che fai, ti giudichi, com'è? Allora, come te lo posso dire? In realtà no. Cioè, quando esce un mio film io sono molto severo con me stesso, preferisco sempre andare a punzecchiarmi sui punti dove non mi sono piaciuto, su quasi tutti i film. Quindi diciamo ogni volta che riguardo un mio film è sempre una botta che mi arriva all'autostima perché dico cazzo questo avrei potuto farlo molto meglio e tantissime altre cose che non vi sto a spiegare. Però sì, essendo Ma molto anche critico, molto peggio, cioè, non per forza, sempre meglio. No, vabbè. È andata anche bene qualcosina che abbiamo Certo, vista. certo. Sono molto contento della maggior parte dei lavori che ho fatto, contentissimo. Sono altrettanto contento del successo che hanno avuto alcuni lavori e tanto fiero del lavoro che ho fatto in questi anni. A chi è venuta voglia di chiamarlo Pietro? Un po' sì, vero? È un po' il nostro Pietro. Questa è una domandona. Il successo ti ha cambiato nella vita di tutti i giorni? Se sì, in che modo? Assolutamente sì. Ormai giro a 2,5 metri da terra dinanzi a tutti. No, dai. In realtà per niente. Cioè io, perlomeno per quanto mi riguarda, ho gli stessi amici di quando non facevo nulla di tutto ciò. Esco con le stesse compagnie, negli stessi posti. La solita vita mediocre di qualsiasi altro ragazzo. Che non pensiate che noi attori abbiamo una vita così tanto privilegiata, diciamo. Non c'è niente di tutto ciò. A parte un paio di 1.000 euro in più, però per il resto. Quello è lavoro, ragazzi. Quello è lavoro, giustamente, ci sta. Anche perché comunque non è facile. Nasci a Roma, Milano, Napoli, fai l'attore, dici vabbè, se non escono da lì da dove devono uscire? Vedi Ploaghe, ok? Cioè, non ho niente contro Ploaghe, io vi voglio far capire quanto è difficile uscire da un paesino e tornarci come attore. Ci sono gli amici, quelli veri, che ti dicono che figo, grande, ce l'hai fatta. Ci sono quelli che ti dicono ma cosa sta facendo quel deficiente? No, ma in generale penso sia difficile uscire dalla Sardegna facendo questo lavoro. È proprio una pecca che ha quest'isola, purtroppo, nonostante abbiamo paesaggi e sopralluoghi veramente fantastici, è veramente quasi imbarazzante sapere che non viene sfruttata neanche all'1% delle sue potenzialità. Cioè. Ha detto praticamente quello che viviamo ogni giorno. Sei pronto a questa? Vai. Che tipo di film o serie ti piacerebbe fare nel futuro, quello che sta per arrivare? Ma in che senso? Un genere? Un genere, particolare? sì, esatto. Ma a me, allora, da guardare mi piacciono un sacco le commedie, però una cosa che ho riscontrato lavorando è che, non so se lo sapete, probabilmente la maggior parte di voi no, per un attore, o perlomeno per me, è molto più difficile ridere in scena che piangere. È una cosa che, cioè, ridere risultando realistico è veramente un casino, difficilissimo. Quindi se ti devo dire un film, una serie che vorrei interpretare, è sicuramente un ruolo molto drammatico, perché sono i ruoli che mi Ti viene piacciono. facile? Per le tecniche che uso io, sì. Ma da ignorante, c'è ancora quella tecnica che ti metti il Vicks negli occhi per piangere? Esiste, però no, non la uso, preferisco piangere davvero. Come funziona, Andre? Devi pensare a cose tristi? Cioè io basta che pensi alla mia vita e potrei fare qualsiasi tipo di film dramma. Titanic, però lo faccio così. Allora, io personalmente uso il metodo Strasberg, che per chi non lo sapesse, praticamente tu devi riuscire a riportare in un determinato momento, ovvero quello in cui stai recitando, emozioni del passato. Quindi se magari devo fare lo psicopatico, ok? Quindi devo essere incazzato nero, devo far ritornare un'emozione del passato dove mi sono incazzato veramente. Quindi la mia mente pensa a quella cosa e il mio corpo agisce di conseguenza. Capito, ragazzi?
quando dovete fare Instagram Stories dove volete un paio di visualizzazioni in più, pensate a qualcuno che vi ha fatto incazzare. Io questo lo so già, perché con Andre abbiamo già chiacchierato, però voglio che alcuni di voi capiscano che cosa ha in mente Andre, che ruolo ti piacerebbe interpretare. Però, appunto, hai detto emozioni del passato, adesso mi dici uno del passato, che ne so, Leonida di 300 o qualcosa di simile. Vabbè, a te l'ho già detto, però comunque io avrei voluto fare Achille in Troy. Non vi spiego neanche per i motivi, ma... Per il tallone? Sì. Giusto per quello? Ti ci vedi un po' facendo quel tipo di ruolo? Per nulla, è per questo che avrei voluto farlo. Però avresti voluto provare. Il fatto che Achille non piange, come fai tu? Vabbè, lo vedi lì sempre incazzato, con quello sì, sguardo. è vero, certo, chiaro. Andre, nel monologo che hai fatto lì alle Iene, è un monologo sul bullismo comunque, sì, incentrato sul bullismo. Per quanto voi lo vediate così bello, stile confezione di cioccolatini Kinder, avete presente i bambini che ci mettono lì, sono belli ragazzi, insomma. Quanto è difficile essere apprezzato dai pulli? Tu dici molto. E soprattutto, cos'è che ti ha portato, cioè avevi la possibilità di parlare in diretta mondiale, perché se vogliamo sì, e tu dici, perché sei andata a parlare proprio di bullismo? Avresti potuto parlare di qualsiasi cosa. È successo qualcosa nella tua vita che... Allora, mi hai fatto due domande un sacco interessanti, ti rispondo alla prima, ovvero quanto è difficile farsi apprezzare. Agli inizi è praticamente impossibile, perché io ho iniziato appunto facendo il modello e mi ricordo che appena ero uscito sul giornale, e quindi anche quelli del mio paesino di 4.000 anime erano andati a comprarlo, si erano visti sto bambino che vedevano tutti i giorni giocare a pallone in piazzetta. E lì diciamo che è difficile farti prendere seriamente e fargli capire che quello che stai facendo è quello che vorresti fare tu nella tua vita. Quindi arrivano le prime critiche, le prime prese in giro, tante cose. Però quando arrivi a un punto che capiscono che quello che stai facendo è serio, cioè che stai comunque facendo un pochino di strada, lì diventa molto più facile e diventa anche molto più difficile riconoscere chi te lo dice davvero perché lo pensa e invece chi te lo dice solo per farti la bella faccia. Lo facciamo un bel applauso ragazzi ad Andre, per piacere. Grazie. Tu dici io vado alle Iene con lo smoking, cioè un smoking, eri l'abito senza... Sì, mi hanno vestito da Iena, il momento più perché emozionante lì della mia vita. Non puoi andare in canadese, insomma. No. Sapete cos'è la canadese, sì? Ok. Sapete anche perché si chiama così? Grandi. Che belli quando siamo così acculturati. Mamma mia, vi fate un applauso da soli per piacere. Ah. E tu dici, perché hai parlato proprio di bullismo e non di altro? Cioè, tu dici che è qualcosa che ti appartiene. Ok, mi appartiene, ma in un modo o nell'altro tu ne sei uscito. È probabile che tra tutti questi ragazzi qualcuno ci sia dentro. No, non è probabile, penso sia una certezza. Grazie, non lo volevo dire io. Per quello che so, per i dati che comunque che ho visto. Penso il motivo principale per cui io sia andato alle Iene a raccontarlo, nonostante comunque non è stato facilissimo, perché andare là mi ha fatto rivivere tante cose che il mio cervello in quel momento aveva completamente oscurato ed eliminato. Però riflettendoci ho capito che era una cosa che potenzialmente poteva aiutare veramente tante persone, ma non perché il mio è stato un caso eccezionale, quello che ho vissuto io lo vivono tantissime persone, tantissimi ragazzi tutt'oggi, lo viveranno domani purtroppo. Però penso che quello che è successo a me potrebbe succedere a tanti altri, e quindi appena ricevete certe prese in giro, quello che consiglio di fare io, oltre a parlarne, cercare di risolvere il problema nell'immediato, è proprio quello di fottersene,
e andare avanti dritto per dritto con il tuo obiettivo, ed è quello che ho fatto io. È un po' come la situazione degli hater, più o meno. Sì, praticamente sì. L'indifferenza fa malissimo. Io vorrei chiudere questo intervento facendo salire sul palco chi ti ha permesso di essere Andrea Arru. Assolutamente, se lo merita. Lo presenti tu? Certo. Allora facciamo entrare il mio coach di recitazione qua presente, Maurizio Polina. Tripudio, tripudio. Un belloccio anche lui comunque, ragazzi, eh? Tutti bene, ma io cosa ci faccio qua? Me lo spiegate? Vabbè. C'è del tenero. Allora, Mauri, assolutamente qua? No, siediti qua. Questo è tuo, vi do 5-10 minuti da soli. Davvero? Ciao Andrea. Ok, grazie. No. Perché sei riuscito a pensare 5-6 anni fa che Andrea potesse diventare Andrea Arru? Cos'è che ti ha fatto capire? Domandone. Intanto, ciao a tutti. Allora, sono emozionato anch'io perché, ragazzi, vedere quello che io, quando insomma i genitori qua, Roberto e Daniela, me lo portarono, aveva 10 anni. E quindi io l'ho visto crescere. E vederlo praticamente quasi un uomo, qua su un palco, un attore professionista, abbastanza famoso, direi, che ha fatto già delle cose importanti. Per me non è solo un orgoglio, è proprio un'emozione, come se un sogno si fosse realizzato in più, anche per me. Allora, Andrea è arrivato io lo conobbi a un casting, perché ho fatto anche direzione casting nella mia carriera di attore, insegnante, di recitazione, eccetera. Casting director, che è un lavoro difficilissimo, non lo farò mai più, perché arrivano migliaia di persone a fare i provini e ci vuole veramente, è una fatica. Arrivò questo soldo di cacio, dagli occhi di ghiaccio, e fece questo provino eccellente, senza paura, senza timidezza. E i genitori mi chiesero a un certo punto, ma noi, sai, lui ha fatto il modello, eccetera, ma ci dice che vorrebbe fare l'attore. E io dico, guarda, chiediamolo a lui. E faccio, allora Andrea, ma quindi cos'è questa cosa che vuoi fare l'attore? E lui, voglio fare l'attore. Sì. Ok, però è un mestiere bello sicuramente, ma molto difficile, molto pesante, insomma, non è solo divertimento, si sta in piedi. Ok, quindi da subito la determinazione, da subito non avere paura, anzi ha sempre avuto la curiosità di esplorare quello che facevamo insieme, perché poi l'attore è un mestiere di esplorazione continua di se stessi e ovviamente del personaggio. Poi lui riusciva a essere bambino e fare quello che fa un bambino, divertirsi, ma poi passare al professionismo in un secondo. Tipo veniva a casa per fare le lezioni così, perché veniva da scuola, usciva da scuola, e nonno Mario, suo nonno, me lo portava a casa mia per fare lezione. E quindi era stanchissimo, però appena sapeva che dovevamo iniziare a lavorare, si tirava su e faceva, ok, Andrea, dobbiamo fare edizione, dobbiamo fare questa scena qua. Gli spiegavo la scena, bene, poi però possiamo giocare alla play? Cioè, bisognava avere, capito? Io, va bene, dopo giocare. Raramente lo facevo giocare. E poi è sempre stato competitivo, ma non tanto con gli altri, con se stesso, perché, e ce l'ha ancora questa cosa, lui vuole, l'ha detto prima, vuole misurarsi con registi, con
progetti che lo possano far migliorare, cosa che molti attori quando arrivano a un certo livello come il suo di fama non fanno più. Dicono, beh, io mi metto qua, mi faccio le mie serie TV, le mie cose, mi faccio i ruoli che so fare e va bene così, guadagno, eccetera. No, lui vuole essere massacrato dai registi, vuole che lo portino a scoprire delle cose in più di se stesso. Quindi se posso dire, in generale Andrea è un campione di determinazione e di umiltà. Questa è la E di cosa che- FIFA. E di FIFA. La FIFA. Chiudiamo dando tu un consiglio a tutti i ragazzi che vorrebbero fare l'attore. Non fatelo. No. No. Grazie mille. Grazie mille per la vostra... Facciamo un selfie col pubblico. Lo fai tu che c'hai il braccio. Mettetevi la mano qua perché uscite male. Grazie ragazzi. Che belli. Belli belli. Allora, non è finita qua, eh. No, non è finita qua. Prima di far entrare il prossimo ospite, ci tenevo io a fare un grosso applauso per una fortuna che ha Andrea, ovvero avere due genitori splendidi come i suoi. Fate un grosso applauso a questi genitori che sono in prima fila e che hanno permesso a Andrea di fare quello che fa, svegliandosi alle 5 del mattino per portarlo sul set e tante altre cose che non sto qua a raccontarvi. Non è proprio facile. Allora, il prossimo ospite, pasticcia. Il prossimo ospite, pasticcia. Il prossimo ospite, pasticcia. Ovviamente è un amico e porca... Ovviamente è un amico, per quello mi permetto di parlare di lui così. Dovremmo avere un video, un piccolo video che vi anticipa la presentazione di questo ragazzo. Aspetta, non mandarlo subito perché facciamo uscire le persone che stanno uscendo, velocemente anche, altrimenti scendo da qua. Puoi bloccare il video. È già andato? Una cosa molto importante, oggi lui non farà fede alla sua seconda parte del nome perché è visibile e ce l'abbiamo qua con noi, Manu Invisible. Vieni Manu.
Vedi? È bello anche con la maschera lui, proprio alla fine sono io quello che... Accomodati, prego. Là. Questo è il tuo? Sapete già cosa facciamo se vi siedo? 1, 2. Ah, grazie. Manu, non ha finito di imbiancare, non ha finito di tinteggiare, non ha finito di creare le sue opere d'arte. Ehi, dobbiamo guardare fuori dalla fiera che cosa hai combinato, no? Sì? Quello è già finito. Quello è già finito. Questo è il suo outfit. Manu è un caro amico. Anche se non avete fatto domande ad Andrea Arru perché abbiamo avuto poco tempo, insomma gli abbiamo chiesto già tanto di quello che ci doveva dire, se avete qualcosa da chiedere a Manu chiedeteglielo pure. Parto io con la domanda più ignorante, più stupida che si può fare a un artista del genere. Manu, non ti chiedo come hai iniziato queste cose qua, ma soldi ne stai facendo? Fammi controllare. Lo so, aspetta, sta guardando veramente? Tanta roba ragazzi. 10 euro. Meglio di nulla. Avete 10 euro da spendere al volo, come li spendereste? Tu, come li spenderesti? Un panino. 10 euro di panino, eh? Cosa sei? Da donato con mollica o senza? Dal cadozzone c'è panino, patatine e bibita. Una volta, con 10.000 franco su. Perché ti faccio questa domanda, Manu? Perché mi ricordo che io... Oh, silenzio perché mi arrabbio. mi ricordo che io ho visto una tua intervista dove un ragazzino quasi spocchioso ti ha detto ma si guadagna con quello che fai? Mi rispondi? È vero, è una giustissima e puntualissima considerazione. Ed è il posto migliore per fare chiarezza tra soldi e quindi beni materiali e poi beni immateriali. Perché portare avanti un lavoro che poi è una passione, che poi può esserlo o può non esserlo, forse è meglio se non lo è, un talento, è un bene immateriale. È una giusta puntualizzazione. Ecco. Gli adolescenti, che sono i miei principali clienti all'interno dei laboratori scolastici e non, sono dei grandi amanti dei beni materiali. Ma perché? Semplicemente perché sono succubi di questa società che ti impone che devi fare il cash. I big money. O sbaglio, Cri? No, Cosa tutto ci giusto. insegna la società di oggi? La società di oggi ti insegna che devi lavorare sul trading e farti le foto a Dubai facendo finta di essere ricco. Esatto. Giusto? Poi magari non c'hanno un euro nel conto, però l'importante è mettere le foto su Instagram, no? Un paio di like te li fai. Manu, dai, la facciamo la domandina tattica. Come hai iniziato? Ho iniziato con una grandissima passione, come ho accennato all'inizio del discorso, quindi un qualcosa di genuino legato al disegno, poi alla pittura, poi è diventata adrenalina, poi è diventato mestiere, saltuario, perché ho fatto altri mestieri semplicissimi, il cameriere, ho venduto fiori e piante al mercato addirittura e non me ne vergogno minimamente. E tutta questa serie di esperienze di vita mi permettono oggi di vendere non più fiori al mercato, ma opere d'arte nelle gallerie oppure nelle pareti, anche quelle sono opere d'arte. E i clienti sono molteplici, perché ci sono i giovani, ci sono i giovanissimi, perché faccio laboratori anche a partire dall'asilo addirittura. Ci sono persone come la signora più longeva di San Nicolò d'Arcidano in provincia di Oristano, che è stata la prima a lasciare un segno nella parete all'interno del laboratorio, nonostante fosse in carrozzina. Mi ha scritto un grazie a pennello. Quindi diciamo che il mio mestiere oggi era la mia passione ieri, nel durante e tuttora. La chiave di volta è proprio quella, appassionarsi a un qualcosa di genuino. Tutto qui.
È una risposta che ci sta, questa perdonatemela, a pennello, che è bruttissima. Siamo fortunati ad avere qua Manu perché tipo 3 settimane fa era in Tanzania, e non si dice Tanzania, l'ho scoperto da poco. Cosa ci facevi lì, Manu? Cosa sei andato a fare in Tanzania? Sono stato coinvolto in una chiamata per una emergenza umanitaria, dove io ero, diciamo, una figura molteplice che doveva in un qualche modo decorare ambienti vari. Nell'esperienza di 2 settimane in compagnia di altri 11 volontari, ho realizzato circa 6 o 7 murales diffusi nel territorio. È stata una chiamata che ci vedeva protagonisti per la costruzione, la finalizzazione di un plesso scolastico di una scuola primaria, laddove è difficile arrivare, laddove ci sono i bambini che bevono davvero l'acqua dai tubi di ferro spaccati per strada, laddove c'è una povertà non soltanto materiale, ma principalmente tecnologica, di risorse, anche di aiuti, perché noi paradossalmente, nonostante siamo un'isola, siamo anche il crocevia di tantissime dominazioni, tantissimi popoli, tantissimi scambi, e lì, andandoci per la seconda volta, me ne sono accorto, perché non c'è tecnologia, non c'è modo di costruire, non c'è modo di fare. Magari puoi avere dei mattoni, ma quei mattoni si sbriciolano perché non sono cotti nella maniera dovuta. Quindi sto accennando tante esperienze perché ho visto appunto costruire con i mattoni sia forni per pane e pizza e sia appunto le mura di una scuola, che è prossima all'inaugurazione, quindi ci tornerò molto presto, e saluto anche gli amici di Admis Onlus che hanno permesso quella bellissima esperienza di vita. Ecco, grazie per l'applauso spontaneo. Prima di fare la prossima domanda, c'è qualcuno appassionato di pittura? C'è qualcuno che fa graffiti? Amico mio, hai una domanda da fare a Manu? Aspetta che mi avvicino col microfono. Aspetta, Ciccio. Allora, la domanda l'ha già anticipata lui. Non è tanto come è iniziato, ma come si fa praticamente poi a trasformare questa passione in qualcosa che ti permette di vivere e realizzarti. È esattamente l'equivalente di una ricetta, ognuno ha la propria. Se ti dicono si fa così, tu ti lamenti perché il maialetto c'è chi lo cuoce sottoterra, c'è chi lo mette allo spiedo, c'è chi non lo mangia soprattutto, e quindi non ci sono delle vere e proprie regole. Puoi magari seguire il consiglio di una persona che ha reso la propria passione un lavoro, ma non è detto che sia un percorso compatibile con il tuo. È semplicemente uno spunto riflessivo e va preso come tale, esattamente come la paternale del papà, esattamente come il consiglio della madre che ti ama perdutamente e non vorrebbe mai che tu prendessi una denuncia per imbrattamento, e così via e così via. Non ci sono regole. Benissimo, grazie. C'è un'altra domanda così? Qualcuno che ha un'altra domanda? Tutto a posto tu? Tachipirina? No, perfetto. Chiedevo perché ha smocciato come se non ci fosse un domma. Oppa, e qua 3 anni di vita. Ovviamente tu parli di sogni, parli di un sacco di cose belle, però se ovviamente ti dico qual è il lavoro dei sogni, la gente ti risponde, quella sveglia ti dice io nei miei sogni non lavoro, giustamente. Quando hai capito che il Manu poteva diventare il Manu Invisible, come l'hai presa? Come hai capito subito che passo avanti fare una volta che hai capito che eri tu quello che volevi diventare? L'hai recepita la domanda, Manu, perché non è facile, però vorrei farti capire, quando tu hai deciso di essere Manu Invisible,
e hai capito che c'erano le possibilità, qual è il passo che hai fatto per dire ok, se sbaglio questo è finita? Se vuoi aspettiamo che escano un po' di persone e poi rispondi, perché altrimenti a quelle a cui interessano davvero non sentono. Quindi se volete potete non li aspettiamo, perché non ci piace che Aspetta, c'è vanno via. un via vai. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti, sì. Allora, la risposta è abbastanza lunga, nel senso che non ho la considerazione e la certezza di aver capito cosa sia, chi sia Manu Invisible. E questo perché ritengo il mio percorso un percorso a lungo termine, più o meno come la mia vita, quindi me lo godo, me lo costruisco piano piano e vivo la giornata. Ovviamente con uno sguardo costruttivo anche a breve termine, però non sono abituato a sviluppare il concetto, qua sono arrivato, a posto, mi siedo e prendo una boccata d'aria, perché quella boccata d'aria non esiste. Siamo noi che ce la inventiamo, lo stress, cioè tutta una serie di discorsi che ci autoimponiamo che poi in realtà sono superflui. Più che altro mi focalizzo molto sulla semplicità delle cose e quindi che sia opportuno costruirlo il percorso a lungo termine. Un esempio, la maschera, che forse è una delle cose più iconiche del mio percorso artistico. La maschera è diventata un'esigenza a un certo punto. L'ho costruita io, la indosso io per un motivo ben prestabilito, che è nato nel 2016, come abbiamo già detto in varie interviste, successivamente un accanimento accusatorio per reato di imbrattamento da parte dello Stato italiano. Perché? Perché ho consumato appunto il reato di imbrattamento su una parete a Milano, di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Mi hanno beccato in flagrante, mi hanno denunciato per aver sporcato una superficie, nonostante io avessi voluto, con una bozza, anche con una videocamera, documentare e realizzare una delle mie tante opere d'arte muralistiche. La cosa è andata avanti per 5 lunghissimi anni, fino alla Corte di Cassazione a Roma, dove ci arrivano i reati più ignobili della società. Non parliamo dello sporcare una superficie, parliamo di associazioni a delinquere, omicidi plurimi, la violenza vera. Avete capito di cosa stiamo parlando? Cioè il reato di Manu è finito a fianco a assassini, per farvi capire. Dopo che sei finito là, cosa è successo, Manu? Perché è finito a fianco a degli assassini? Perché sostanzialmente in un qualche modo è anche scomodo che un individuo abbia una struttura solida, un carattere di determinazione, come abbiamo già visto anche in altri casi, perché si raggiungono gli obiettivi così, in maniera anche semplice, senza sfidare nessuno. Poi sono stato assolto in formula piena, con un riconoscimento artistico anche del mio operato, perché ho dovuto depositare delle memorie dove si specificava che se io avessi dovuto fare lavori socialmente utili, io quei lavori socialmente utili già li facevo per vocazione, per un'associazione Onlus amica. E quindi questa cosa ha creato un cortocircuito gigantesco, molto più grande di me. Vuoi che te la riassuma io, man? Come ho sempre fatto? Allora, praticamente più o meno è andata così. È stato giudicato, ok? E i giudici hanno detto, no, basta, mettiamolo ai lavori socialmente utili. E arriva tipo il segretario della situazione, da dietro. Oh, guarda che li fa già. E adesso cosa facciamo? Hanno detto, più o meno è andata così, giusto? E hanno piazzato il mio nome e cognome d'anagrafe nelle principali testate nazionali, perché questa cosa fa molto clamore. Il cattivo con la bomboletta, col cappellino al contrario, che è lo stereotipo del writer che ti va la notte a imbrattare il cancello, sarei stato io, perché è questo di cui stiamo parlando. E quindi ha fatto molta notizia.
in un'epoca dove la cronaca nera, ma anche le cose un po' dove sei lì col naso a vedere quello che fanno gli altri, fa molta notizia e così è stato, però per una piccolezza è stata leggermente violata la mia privacy. Sì, è una vittoria nel vero senso della parola, il reato che non è più reato, quello di Manu, perché spesso e volentieri lui ha la capacità di rendere migliore, ma non solo con un bel disegno. Lui sa anche fare il muratore, sa imbiancare, quindi un ponte che magari è messo male, lui lo risistema e ci fa un bel disegno. Mi racconti quell'esperienza dove prima ti puntavano il dito, no, non puoi disegnare qua, poi vinta quella causa, addirittura ti hanno pagato per farlo, gli stessi che ti dicevano che non potevi farlo? Beh, c'è stato, diciamo, un ponte durato anni in cui poi quella passione, che era ancora una passione, è diventato un mestiere. E questa cosa l'ho vista coltivandola. I primi lavori li ho fatti con delle parcelle bassissime, poi pian pianino si cresce, ci si specializza ed è il corrispettivo della parcella è anche spesso proporzionale a quello che offri come servizio, perché è un servizio a tutti gli effetti. Spesso mi ritrovo a fare dei laboratori che non faccio pagare, però diciamo che si crea un forfettario che è un valore ipotetico di quello che poi stai destinando alla società, perché dietro il murale, quindi l'aspetto dell'immagine, c'è anche un valore aggiunto dell'insegnamento, anche se non sono un educatore qualificato, però puntualmente mi ritrovo a calarmi in quella parte. Come hai detto tu, si fa il muratore a volte quando la parete è fatiscente, l'imbianchino quando c'è bisogno di dare durevolezza al murale che poi deve campeggiare per anni, e quindi l'approccio per me del lavoro è quello, calarsi ogni giorno in situazioni anche scomode e che sappiamo di non ricoprire pienamente e imparare sempre qualcosa di nuovo. Un applauso a Manu, ragazzi, grazie. Prima di fare le ultime due domande che ho per Manu, volevo sapere se voi volevate chiedere qualcosa perché avete sentito rapine, omicidi, pasticci, no? Non vi interessa niente perché... Ok. Allora la domanda la faccio io. Avete presente che un paio d'anni fa hanno, nel vero senso della parola, hanno pasticciato quella roccia a Calagolorizze, insomma, dov'era? Ecco, chiediamo a Manu cosa ne pensa, così facciamo una di quelle domande importanti e poi ce ne andiamo tutti a pranzo. Cosa ne pensate? Nessuno vuole dire qualcosa al riguardo, che comunque ha coinvolto in un qualche modo tutta la nostra isola, ma ha avuto anche un respiro mediatico nazionale perché è stato uno sfregio un po' per tutti. Esatto, Almeno c'è credo, qualcuno veramente che ha credo. la personalità di dire cosa ne pensa di quel pasticcio? Una mano alzata che fa capire no. Questo è anche un attimino per far capire quanto magari siamo tantissimo capaci a scriverlo sui social e a prendere parole, è veramente molto difficile a volte. Quindi Manu, dillo tu, grazie. Allora, io credo che ci siano molti aspetti. Il primo, che cosa è successo? Brevemente una crew, quindi un gruppo di amici francesi, è venuto nella nostra isola per farsi la vacanza turistica. Come molti writers, aveva appresso delle bombolette spray perché si unisce l'aspetto naturalistico e turistico con l'esplorazione anche urbana, che e spesso si va a fare graffiti abusivamente nelle principali città del Mediterraneo, ma non solo, di Europa. Peccato che il graffito fosse ubicato in un luogo completamente diverso dall'urbano, che già comunque è discutibile a seconda di dove vai a farlo approdare, perché spesso molti imbrattano dei monumenti. È stato appunto realizzato un throw up, quindi un acronimo della propria crew, quindi 3 lettere con uno stile bombato tradizionale che avete visto per tutte le città del mondo, perché è molto diffuso. È molto diffuso perché sostanzialmente non ha bisogno di chissà quale studio tecnico e delle lettere. È un qualcosa
messo lì un po' per l'adrenalina, un po' per lo svago, però è stato fatto su una cala che è una delle icone più belle del Mediterraneo. E anche quello ha avuto un eco mediatico abbastanza drastico. E il tuo pensiero più sincero qual è? Il mio pensiero più sincero, che nell'organico incarna anche quello di tutta la scena sarda e non solo, è che sono da condannare. E in un qualche modo sono stati condannati. Cioè, i writers anche più vandalici della scena cagliaritana hanno completamente eclissato il resto di segni che hanno lasciato nell'urbano delle città proprio in segno di poco rispetto nei confronti di quella crew, cosa che difficilmente viene fatto alle persone che vengono nella tua città, anche se sei un local. Sì, si sono uniti per far capire, lo dico io, che hanno fatto una grande cagata. L'ultima domanda, che è una cosa che voglio anche che voi sappiate, è che ogni volta che vedete qualche opera di Manu, non è perché lui si sta divertendo, anche, però c'è sempre un significato dietro quell'opera. Adesso ve ne dico una a caso, non so se avete presente la 131, sì, ce n'è una molto dei giorni nostri, la classica finestrella di Windows, dove c'è scritto mancato dialogo. Non so se avete presente, però, ok, perfetto. Sapete il significato? Manu, rispondi a questo e poi ce ne andiamo a mangiare. Oggi salto il pranzo però. Allora, è un'opera ambivalente. Nasce grazie a un concorso vinto per creare in un qualche modo memoria sull'anno di morte di Antonio Gramsci. E voi direte, ma cosa c'entra la schermata di Windows con Gramsci? Infatti è un cortocircuito potentissimo, tutto contemporaneo, perché nella vita di Antonio Gramsci, quando lui era in carcere, c'è stato appunto un mancato dialogo di alcune lettere che lui inviava alla moglie, che non sono mai state recapitate a causa del regime fascista. Quindi si prendevano, si cestinavano, probabilmente non venivano neanche mai lette da le persone che le impugnavano, e quindi mi piaceva commemorarlo in maniera svecchiata, no? Perché si pensa a una figura datata un po' in maniera datata, invece mi piaceva creare un ponte tra il ieri e l'oggi in questa maniera, ed è un'icona in cui tantissime persone si rivedono. La 131, quella è ex 131, è sicuramente un punto di riferimento e di viaggio nevralgico per tutte le fasce generazionali e anche sociali, perché per strada, in quella strada che è l'arteria principale, ci passiamo tutti. E il mancato dialogo, anche nelle coppie d'amore, è un qualcosa che è tornato in maniera incredibile. C'è molta anche discordia. No, ma sono d'accordo, io con mia moglie siamo seduti io a fianco a lei nel divano e ci mandiamo i TikTok, per dirti. Anziché dire guarda questo, ci mandiamo il link. Tu pensa quanto siamo, in Francia si dice mandroni. Sapevate questa situazione della finestrella? Adesso sì, poi mi pagate per questa informazione. Manu, vuoi dire tu qualcosa? Vuoi consigliare a quel ragazzo che era interessato a fare il tuo mestiere da dove partire e soprattutto come continuare? Rilancio con una domanda fatta a voi. Secondo voi io che cosa avrei da dire a voi? C'è qualcuno? Ripeto che c'è chi ha fatto... Dice che non ha capito la domanda. Chiede... Tu l'hai detto, dice, secondo te, cos'è che vi dovrebbe dire? Cos'è che vi dovrebbe consigliare, secondo te? Dall'alto di questo palco. Tu sai chi cosa è? dovrei dire a voi che siete più giovani di me? Sai cosa fa? Ok, secondo te, qual è la cosa più figa che potrebbe dire a chi vorrebbe fare quello che fa lui? Non mi avvicino col microfono, ripeto io. Ti conviene fare in fretta perché poi hai fame, vedi? Vieni qua. Vieni qua, vieni. Finalmente un po' di personalità. Un applauso. Fai un saltino e siediti qua. Come siamo a orario?
Avete rotto le palle, ve lo offro io il panino. Come lo vuoi? Sto scherzando, eh? Quello che hai detto prima devi dire. Seguire i propri sogni. Vabbè. Sarebbe... È quello che penso. Bravo! Persistere, non fermarsi. Più che altro non pensare al giudizio degli altri anche. A seguire sempre le proprie idee. Tu ti chiami? Diego. Ok. Diego ci ha illuminato la vita, un applauso a Diego. Grazie mille. E un grazie a Manu che è stato con noi stamattina. Noi ci vediamo anche domani per chi ne avesse il piacere, perché ci saranno altri ospiti e altre cose da raccontare. Grazie per essere stati qua. Avete tutto il panino pagato, non da me. Ciao belli e grazie.